prendere impegni. Segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Sì. Buonasera a tutti, allora eccoci in diretta dagli studi di Via Oslavia per Vicenza Lecco, questo Monday Night, questo lunedì sera, il posticipo che ci regala una partita d'altri tempi, una partita comunque di grande livello tra la seconda in classifica e il Lecco che cerca di recuperare. Nuovo Lecco targato, Gennaro Volpe alla seconda in panchina, la prima in realtà vera in panchina, perché il mister nella partita del suo esordio, diciamo, nello staff tecnico al posto di Baldini non era in panchina perché è squalificato. Ciao Armando Corti che torna a farci compagnia. Ciao Herman. Ciao Ivan Alborghetti. Buonasera a tutti e forza Lecco. E ciao Fausto Riva che ci segue dalla regia, ci coordina come sempre. A breve ci colleghiamo con il Menti, dove c'è il nostro Matteo Bonacina che ci darà una corrispondenza prima dell'inizio della partita e dopodiché naturalmente prenderà il suo posto come sempre a bordo campo per immortalare il match con la sua macchina fotografica. Le scelte intanto subito dei due allenatori, non ci sono grosse sorprese. Vicenza che si schiera con Fente in porta, Laezza, Leverbe e Sandoni in difesa, Zonta, Carraro, Della Latta e Costa, centrocampo Della Morte e Rauti dietro a Zamparo. Zonta e Zamparo, diciamo, sono i due che entrano in campo, un po' erano in ballottaggio rispettivamente con Talarico e Morra, trovano una maglia da titolare. Il Lecco è lo stesso di qualche giorno fa, con Furlani in porta, Zeliec e Battistini in difesa a livello centrale. I due esterni sono Critta, che benissimo ha fatto nell'ultima partita, a sinistra e Lepore a destra, con Galli davanti alla difesa. Le mezzali sono confermate Frigerio e Ionita, Sipos davanti e ci saranno con lui Galeandro e Tordini, libero di svariare sulla tre quarti, un po' quello che aveva messo in croce, se vogliamo, anche l'Alcione all'inizio della partita mercoledì scorso, quando il Lecco è tornato alla vittoria per 1-0. A breve quindi Fausto ci collega con Matteo. Intanto siete già presenti su YouTube, ciao Supertia91, vi aspettiamo naturalmente con le vostre domande qui in studio, saremo ben lieti di rispondere a tutti. Vedete in grafica le formazioni, sono quelle che ho appena detto. L'arbitro di questa partita è il signor Maxim Frasignac di Gallarate, c'è stato un cambio di designazione in settimana. Assistenti Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Matteo Cardona di Catania. Quarto uomo Vittorio Emanuele Teghille di Collegno. Lo smemorato di Collegno sarà lui, chi lo sa. Vediamo se Fausto ci collega con Matteo. Matteo non si trova, non riusciamo a collegarci con Matteo, vediamo magari di riprovare fra un attimo. Intanto volevo chiedere subito agli ospiti, Ivan, un Lecco che cerca le conferme, soprattutto è la prima volta che vedremo poi anche in panchina Volpe, quindi c'è molta curiosità anche da questo punto di vista per vedere il suo coinvolgimento nella partita. Poi anche se per sua stessa ammissione normale non è ancora nella situazione di incidere totalmente, anche perché deve comunque capire come l'ambiente sta lavorando, ma è normale che sia così. Quindi a maggior ragione mi aspetto anche delle risposte dei nostri giocatori, perché comunque come si sono presi la responsabilità della partita contro l'Alcione di andare a fare un primo tempo veramente fatto bene. Mi aspetto una partita sicuramente un po' diversa, anche perché comunque il Vicenza ha un sistema di gioco che assomiglia un po' a quello che era di Baldini, cioè questi tocchi, palleggi, esatto, quindi potremmo essere anche una sorpresa questa sera. Sento le voci dal Menti probabilmente. Ciao Teo. Eccoti, ciao. Allora, sensazioni subito da uno stadio così importante comunque come quello di Vicenza, che atmosfera c'è per questo Monday Night? Freddo di... avete capito, freddo del cavolo. No, veramente un'escursione termica notevole rispetto a Lecco, molto umido, pre-invernale, molto più di quanto non si sia nel pre-inverno lì dove siete voi. Sì, forse non siamo più nemmeno abituati, no? Cioè non siamo ancora riabituati a questo freddo, quindi diciamo che non ti invidiamo, diciamo così. Partita, Teo, una partita importante, sarà il vero Lecco di Volpe, probabilmente questo, più di quello di mercoledì scorso sicuramente, da un punto di vista magari tattico. Sicuramente oggi ci sono potenzialmente più concetti di quanto non sia riuscito a esprimerlo inizialmente nel giro di un giorno e mezzo. Questo per forza di cose
vediamo se ci offrirà qualcosa di diverso. La presenza odierna e speriamo possa conservarsi sui livelli di quella dell'altra sera per qualche tempo. Diciamo che non ha avuto dubbi, nel senso che ha scelto gli 11 undicesimi di mercoledì scorso, quindi sceglie la continuità in questa fase iniziale in cui è appena arrivato. Giustamente, l'avevamo battezzata così anche nel prepartita, ma perché veramente non c'è niente da inventarsi in questa situazione. Giochi una partita importante, fai giocatori importanti che sono di queste partite, e giustamente punti su di loro. C'è stato il dubbio che si è trascinato un po' per tutto il riscaldamento sull'utilizzo di Artirionista, perché non stava benissimo oggi proprio a livello muscolare, perché un po' più sentito oggi dopo lo sforzo dell'altra sera. Infatti Ilaria ha fatto tutto il riscaldamento con la squadra e c'è stata anche la possibilità che dovesse giocare dal primo minuto. E vedremo insomma, tenetene conto poi quando passerà il tempo, se dovreste magari vedere qualche chiamata in più verso la panchina del giocatore. Assolutamente. Senti, Vicenza ci evoca anche l'unica vittoria nei 10 precedenti totali con i Veneti, è un bel ricordo il 3-0 di 2 anni fa, la stagione della promozione, quindi da questo punto di vista sono bei ricordi. Sicuramente alla fine l'Ecco che ha segnato una volta in tutta la sua storia è stato un ultimissimo gol in un 6-1 esterno subito purtroppo in Coppa Italia di una quarantina d'anni fa, quindi prima o poi dovrà anche rompersi. Sì. No? Dal Vicenza che tipo di partita ti aspetti? È una squadra a cui piace fare la partita il Vicenza? Il Vicenza è Vecchi, il Vicenza Vecchi è un allenatore al quale piace avere il possesso, che quest'anno ci ha rinunciato solo una volta, ha ragione, ma anche per obbligo contro la Triestina, contro scusate, il Calantaldo 23, che non si permette di giocare perché vuole giocare lei. Sappiamo come sono le squadre di Vecchi di base, squadre molto compassate, anche con grande qualità, che cercano di rischiare anche poco. Un Lecco di Baldini evoluto, mettiamola così, mi aspetto. Non credo che il Lecco vorrà fare la partita di grandissimo possesso, perché il Vicenza può essere colpito in ripartenza. Assolutamente, vedremo soprattutto se ci sarà quella grande aggressività mostrata nei primi 50-60 minuti di partita con l'Alcione anche a Vicenza questa sera da parte dei blucelesti. Va bene Teo, grazie mille, allora ci sentiamo alla fine del primo tempo, cerca di berti un qualcosa di caldo nel mentre per scaldarti. Stefano, mi sembra di aver sentito... Ok, ciao Teo, ciao, a dopo. Mi sembra di aver sentito o letto forse che Volpe vuole un Lecco aggressivo, quindi Sì, ci aspettiamo un assalto. Allora io direi che mi aspetto, non so voi, ma un Lecco comunque tipo quello visto con l'Alcione, quindi che metta grande aggressività sui portatori di palla, cerchi di recuperare palla subito per tenere un po' il Vicenza un po' più corto. Alle strette. Questo è quello. Poi, chiaro, con l'Alcione si è riuscito, col Vicenza non si sa. Anche perché lui comunque ha detto che tendenzialmente sempre è un allenatore che con le sue squadre non aspetta tanto, quindi tendenzialmente io mi aspetto un Lecco più offensivo, non in maniera spregiudicata, perché comunque la differenza di potenziale è abbastanza evidente alle due squadre, però le partite si vincono anche considerando che magari loro sono tecnicamente magari più forti. L'importante è l'interpretazione che ha quello che ha visto lui già nella partita con l'Alcione, e il fatto di riproporre. Io per esempio contro l'Alcione ho visto dei lanci da fascia a fascia da 30 metri per cambiare il gioco, sì. E quindi questo è un aspetto secondo me importante e fondamentale per giocare. È normale che con una squadra di questo tipo condivido quello che dice Volpe, il fatto di non aspettarli e giocarti di fatto la tua partita, quindi loro sono obbligati a fare risultato, perché il Padova davanti non si ferma, e quindi noi possiamo anche giocare con le ripartenze. Speriamo che Furlan non faccia come la scorsa settimana Sì. che è uscito di porta a scartare come se fosse un cazzino. Però l'unica forse indecisione, no? Certo. Mi ha fatto spaventare, certo. abbiamo rischiato. Però diciamo che se volevi, l'ultima volta che sei venuto Herman qua da noi, volevi vedere del gioco, già nella partita la prima con voi si è visto molto di più. Sì, certo, questa penultima partita è stata veramente, non sembravano neanche loro, nel senso sembravano loro al quadrato, cioè ognuno di loro ha dato tantissimo veramente.
una grinta c'è stata finalmente che non si vedeva da un po' di partite. Assolutamente, e un uomo su tutti se c'è che può fare la differenza anche oggi è Tordini, Ivan, perché l'abbiamo visto, mercoledì l'abbiamo visto come non ce lo ricordavamo da tanto tempo. Infatti, ma io l'avevo visto anche quando è entrato contro il Feralpi, anche sulle palle che stavano uscendo andava a correre per cercare di prendere, ecco, è un giocatore che queste differenze le vedi, quindi che tra l'altro lui con il Vicenza c'è anche un precedente, perché una volta ha fatto un gran gol qui da noi in casa castigandole, no? Quell'anno. Quindi può essere anche un bel ritorno, sicuramente è un giocatore che messo in questo tipo di situazione con una coppia d'attacco che sono comunque secondo me amalgamati, perché sia Galeandro che Sipos è un giocatore che si integrano bene e lui dietro le punte può fare la differenza. Deve arrivare al limite e tirare, perché lui ha questo tipo di potenzialità. Assolutamente. Intanto salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo. Gianluca, ciao Gianluca, buona serata a tutti voi, speriamo in bene. Una cosa è certa, noi non molleremo mai. Antonio, 2 squadre lontane anni luce, Vicenza corazzata, Lecco Barchetta, però ricordatevi che il pallone è rotonda. Io non sono così convinto che sia Barchetta il Lecco, certo non è la corazzata Vicenza, però insomma non siamo sprovveduti nemmeno noi a livello di giocatori, secondo me. Sì. Mancava l'allenatore, vediamo se questa Volpe saprà trasformare la squadra così come sembrerebbe dalla prima partita. Chiaro che una rondine non fa primavera. Gianluca Costantini, buonasera a tutti. Ciao Gianluca. Giannino, ciao a tutti da Roma. Stasera oltre a seguire voi contemporaneamente vedo la partita su Rai Sport. Si preannuncia difficile, sì, sicuramente molto difficile. Tanto è partita la gara da 10 secondi, lancio lungo, subito il Vicenza, colpo di testa di Battistini che fa buona guardia, poi arriva il Vicenza con Della Latta, c'è rimessa laterale per il Lecco e non aiutano i numeri del Vicenza piuttosto piccoli sulla maglia per riconoscere i giocatori, questo non ci aiuta mai. Rimessa laterale affidata a Franchino Lepore, Sipos che viene molto basso a centrocampo a giocare questo pallone, a sorta di play offensivo, l'abbiamo visto fare molte volte anche con l'Alcione. Il Vicenza aspetta dietro la linea del pallone, non c'è grande aggressività per i padroni di casa in questi primi secondi di partita. È il match che chiude questa 13ª giornata di campionato. Avete visto i risultati, la vittoria dell'Arzignano che si sta risollevando in classifica 1-0 a Gorgonzola con la Gian Erminio, Novara Caldiero 3-1, Renate Lumezzane 1-2, Foschi inizia a perderne qualcuno di troppo, prova subito Galeandro, poi un rimpallo favorisce per un momento Frigerio, poi c'è l'allontanamento però da parte di Sandonne, allora ci prova il Vicenza, fa buona guardia con il colpo di testa Zelia, calcio di punizione però per il fallo su Zamparo. Virtus Verona Pro Vercelli 0-0, Virtus che poi sarà la prossima avversaria del Lecco se non ricordo male, no, sabato prossimo. Alcione Trento 0-1, anche il Trento ormai quarto in classifica risale, Albino Leffe Union Clodiense 1-0, Pergoletese Padova 1-2, Padova saluta tutti e se ne va, Pro Patria Triestina 0-0, Feralpi Atalanta Under 23 3-1, ci prova ancora il Vicenza che tiene palla davanti, lo scambio, il colpo di tacco, poi interviene bene Ionita che allontana, Sipos non può giocarla perché c'è il tocco di Leverb, poi di prima intenzione a cercare Tordini che prova a partire largo a sinistra, l'1 contro 1, bello il pallone su Galeandro dall'altra parte, vediamo se Galeandro è costretto però ad allargarsi per giocare questo pallone all'indietro per Lepore che va subito al cross, bello il cross, il colpo di testa fuori di poco di Sipos, è arrivato lui a saltare. Anche qua questo è un giocatore che io ho visto nella partita precedente contro l'Alcione, se metti in condizioni di mettere i cross in area, è il primo cross all'inizio della partita. Bellissimo. Ecco, questo è il tipo di gioco che piace a me per i giocatori che abbiamo davanti con le caratteristiche. Molto bello anche il cambio di gioco che ha fatto dalla fascia sinistra alla destra, Tordini sì. E abbiamo visto quando ultimamente Lepore veramente arriva a crossare benissimo, attenzione perché dall'altra parte c'è Rauti che entra in area, Rauti però fuori gioco. Sì, ma infatti mi sembrava che aveva le praterie, quindi dico o hanno dormito in difesa, però era avanti già in offside da... Vediamo, guarda, sì. Tocco centrale, se non ho visto male, di Della Morte per Rauti. Forse anche quell'altro su. Sì. Fatto un bel movimento a Lepore per metterlo fuori gioco. Stavo dicendo Lepore che arriva sul fondo e pennella come non lo vedevamo da tempo, un cross molto ben fatto. Ma infatti secondo me andrebbe in alcuni casi impiegato proprio solo come alla destra, perché per l'età che ha correre sulla fascia avanti e indietro e secondo me poi è logorante, certo. Guarda quanti spazi che lascia il Vicenza, allora si inserisce proprio Lepore che cambia gioco dall'altra parte, non ci può arrivare Tordini, cerca di rincorrere la palla anche Sipos
Se la cava la difesa del Vicenza, che però sta soffrendo su questo Li inizio pressiamo alti, buono del Lecco, ma come c'è scritto sulla maglia il Vicenza penso che carbura un po' dopo, no? Giusto per fare la battuta con il loro sponsor. Rimessa affidata a Critta, che scambia con Ionita, altro giocatore fondamentale, come si è visto mercoledì, con una prestazione di livello assoluto. Fallo di Tordini intanto sulla Ezza. Sì, va a dargli una spallata a Tordini. 4 minuti se ne sono andati, è un bel Lecco in questo inizio, incoraggiante, decisamente incoraggiante. Lepore è molto attivo, qui non può giocare la palla. Il recupero, Sì. ha sbagliato, però ecco, sta facendo tutto lui nel bene e nel male, quindi vuol dire che è carico al punto giusto, come sempre. Vedremo se anche dall'altra parte Critta, che ora porta il pallone, lo scambia con Tordini, avrà il passo per mettere in difficoltà il Vicenza su quella fascia, la destra naturalmente della difesa di mister Stefano Vecchi, un allenatore che, insomma, i cui risultati parlano per lui negli ultimi anni. Io mi ricordo di averlo visto per la prima volta con la Trizium nel 2011-12 contro il Lecco, e già allora si vedevano le sue qualità. A sinistra ci prova Rauti, cross dentro, deviato, Zeliak di testa cerca e trova Lepore, e non ci pensa due volte, allontana, però riesce a trovare Galeandro, quindi il Lecco non perde il possesso. Bravo. Buono questo possesso palla del Lecco, non la buttano mai i miei giocatori blucelesti, Dai, guadagnano la dai, rimessa dai. laterale per il tocco di Costa. Abbiamo iniziato bene. Ma ti convince questo inizio? Sì. Sì. Sono notevoli, diciamo. Da un punto A di vista livello- della qualità proprio, della no? qualità, sì, stanno migliorando. Cioè, non pensano come prima erano in campo, ogni volta sembrava che pensavano dove passare la palla, adesso sembrano molto più fluidi e molto più decisi a trovare il compagno. E Battistini ora va a trovare il colpo di testa di Galeandro, però fuori, leggermente fuori. È un po' impreciso questo tocco. Corro a casa a vederla dopo aver recuperato l'obiettivo della videocamera, scrive Andrea Fomasi. Forza Lecco. Stai girando un film, Andrea? Dici un po'. Che fai con la videocamera, che siamo curiosi adesso, dobbiamo saperlo. Tordini si accentra, Galeandro. Giusto. Ancora l'1-2, Tordini prova a mettere dentro il pallone basso nel cuore dell'area, se la cava e prova della latta, però grande aggressività. Ecco, queste cose non le vedevo Sì. fare a Tordini a tempo. In realtà è andato anche a pizzicarlo, a disturbarlo, e gli ha portato via anche la palla. È in fiducia Mattia, io Sì, mi sì. auguro che stasera faccia un golletto o comunque un assist bello, qui il tacco di Lepore forse se lo poteva risparmiare, però invece in questo caso il tacco fortuito riesce a recuperare il pallone. Frigerio per Sipos, Ha sbagliato. sbaglia Sipos nel fraseggio, allora riparte il Vicenza, attenzione, si incunia fra due, non c'è fallo, recuperano palla bene i giocatori del Lecco con Critta e Ionita che prova a partire a sinistra. Dicevo, Tordini ha bisogno di prendere sempre più fiducia, avrebbe bisogno di una gran giocata davanti per... Probabilmente loro non si aspettavano un Decollare inizio del nostro così. È un po' come l'Alcione mercoledì, che non Bravo. se lo aspettava dopo le 6 vittorie Sì. consecutive, e forse anche il Vicenza, ma insomma Volpe per adesso con la sua furbizia sta Fox sorprendendo the gli Fox. avversari. Mr. Fox. Vecchi Volpe in panchina, ci sono vecchia Volpe quasi. Facciamo un po' di battute, ma siamo al settimo, ci prova il Vicenza ma non trova spazi perché il Lecco è ben messo in campo davvero. Galeandro spallata con Rauti, la palla si impenna, il primo a raggiungere il giocatore del Vicenza, anzi proprio lo stesso Rauti, colpo di testa a mettere in angolo di Zeliak. Ha fatto bene. Alessandro, buonasera a tutti, forza Lecco. Ciao Alessandro. Va il capitano del Vicenza Costa a battere questo calcio d'angolo, il primo della partita per la formazione veneta sotto lo spicchio in curva di supporter blucelesti, un 250 circa, no, anche oggi, al seguito della formazione di Volpe. Va allora Costa a battere questo calcio d'angolo, movimento in area, si marca naturalmente a uomo finalmente su questi calci d'angolo, arriva sul primo palo Galeandro, poi il colpo di testa, è un alleggerimento però quello di Laezza per Furlan, ed eccolo qua il biondo portiere del Lecco che rinvia con le mani. Meno male. Dicevamo della classifica col Padova che in questo momento è a più 9, col pareggio sarebbe più 9 sul Vicenza,
e Feral Pisalò anche, che piano piano Ivan era partita male, però passettino alla volta sta recuperando, quindi il discorso è che se il Padova riesce a tenere un certo tipo di ritmo, anche perché poi ha un tipo di allenatore che noi conosciamo, Andreoletti conosciamo bene, è un allenatore che se poi non funziona, come può capitare, un paio di partite va un po' in difficoltà. Bravissimo, esatto, a maggior ragione tutti vanno un po' in difficoltà, ma lui ha questo tipo di prerogativa, quindi devo dire che è normale che fanno bene a portare più punti possibili. Per il Vicenza è fondamentale puntare a fare 3 punti contro di noi, che se andiamo avanti così la vedo difficile, che noi stiamo tenendo il campo molto bene. Assolutamente. 9 minuti, primo break per noi. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Rieccoci, c'è stata una potenziale occasione su Tordini, ma niente di fatto. Allora Vicenza subito dall'altra parte, il lancio lungo, cioè il colpo di testa di non ho visto chi? Battistini? Depore. Che rimane a terra. È un po' come il Prezzemolo oggi, molto mobile. No, ma io sono contento di vedere un Lecco che corre molto di più rispetto al Lecco di Baldini, ma tutti i giocatori sembrano veramente diversi, quindi ci prendiamo molto volentieri. Sicuramente c'erano già delle problematiche da un po' di tempo. È normale che con la Pergolettese in casa hanno dovuto vincerla, però sicuramente non c'era comunicazione fra il gruppo della squadra e il mister, quindi è normale che poi un giocatore sono molto più fluidi da farci la palla. Sì. No, ma poi anche sul sistema di lasciarli anche un po' liberi di fatto la loro creatività, perché poi alla fine con questi, io sono un po' contrario al calcio con questi tocchetti, perché è una cosa che mi piace vedere ancora il calcio di Serie C con la palla lunga, oppure anche con il campanile per eccesso, però il discorso che devi non in mano alle tattiche esasperate. Vicenza che non perde in casa, e sarà anche ora ormai di farlo, dall'8 dicembre 2023. Vicenza-Mantova 2-0-2 con reti di Redelli e Galluppini, le statistiche forniteci dall'Anfredo Birelli, e i precedenti invece con mister Stefano Vecchi sulla panchina avversaria del Lecco sono diversi, perché sono in tutto 8 con 5 vittorie di Vecchi, 2 pareggi e una sola vittoria del Lecco, datata 19 settembre 2021, Lecco Feral Pisalò 1-0 al Lecco di Mauro Zironelli. Pensate un po', Lecco di Zironelli che si è visto così poco. Bello il passaggio di Lepore, che si sta centrando tantissimo, cercava in verticale di servire Sipos ma non ci è riuscito. È un Lecco che occupa molto meglio gli spazi a centrocampo rispetto a quello di Baldini. Guarda, è venuto su Battistini che ha venuto a fare un recupero in anticipo, ha superato il centrocampo per dire come giochiamo alti. Costa, cambio di gioco, non trova però dall'altra parte Zamparo, che si era allargato. L'unica cosa, quando Lepore si accentra come è accaduto poco fa, si scopre un pochino la fascia destra, infatti loro cercano sempre questo cambio di gioco che sta un po' non in difficoltà, però qualche apprensione. Galeando fa ogni tanto un po' di sacrificio, ma arriva a una certa distanza dal centrocampo, quindi dovrebbe nel caso scendere e magari sacrificarsi un po' di più, anche perché consideriamo sempre il fatto che Lepore ha 40 anni. Il discorso è questo. Si vedrà sicuramente, si sentirà anche poi durante la partita. No? Sono 255 i tifosi del Lecco a Vicenza. Galeando ha costruito veramente una bella palla. Frigerio centralmente, prova perché ha spazio per cercare il mancino, ma viene contrato subito al limite dell'area. Giocava in anticipo, guarda. Ancora Frigerio recupera un gran pallone in un nugolo di maglie biancorosse, poi Ionita, Tordini
pensa cosa fare, bella l'apertura a Galeandro che a destra si deve allargare, si sovrappone Lepore, prova il tacco, però Franchino qui guarda un po' dove è Galeandro che recupera poi però perché arriviamo fallo però, e c'è fallo qua? Fallo loro, no, ma come fai? va. Rauti aveva ha tirato giù per la maglia Galeandro e invece poi finisce a terra e ottiene un fallo che non c'era. Palesemente, no, stavo dicendo che arriviamo sempre primi sulle seconde palle, questo è un ottimo segnale. Sì. Ottimo, Ricky Pro Gamer, grandissimo ultra del Lecco. E sì, anche oggi tanti a Vicenza, nonostante sia lunedì e lunedì sera. Rauti allo spazio per il destro, lo prova! E non va lontano dalla palo alla destra di Furlan. Un lampo del Vicenza. Pericoloso questo. E qua non si può lasciare questo spazio a questi giocatori. E poi anche il tempo di girarsi, perché comunque lui l'ha presa, l'ha fermata, eccolo lì, tac. Tra l'altro dai 20 metri circa al 14esimo. Non se l'aspettava neanche No. Furlan perché si è accartocciato su se stesso. L'ho vista molto, molto in porta questa conclusione di Rauti, è andata bene così, ma Vicenza che dimostra ancora una volta, semmai, attenzione, fallo, aveva recuperato una palla Tordini, si stava involando in porta, dimostra ancora una volta il Vicenza, semmai ce ne fosse bisogno, che non puoi concedergli niente perché ha le armi poi per farti male, anche le doti tecniche. Da questo punto di vista è rimasto a terra il giocatore del Vicenza, non ho visto se Della Latta o Carraro, mi è sembrato, vediamo, tanto eccoli qua gli ultra del Lecco che vengono inquadrati dalle immagini della Rai, Leverb che è rimasto a terra, Volpe da indicazione Frigerio, tra i più attivi Frigerio in questo inizio, sta piacendo molto, non so a voi. Sì. No, ma già qualche partita che lo vedo tonico, rigenerato anche lui. Sì. Rigenerato anche lui da questa cura di Volpe e del suo staff, che in una settimana hanno trovato la pozione magica per rivitalizzare questa squadra che nelle ultime partite insomma sembra, attenzione perché nel cuore dell'area ora il Vicenza, dietro il pallone, Zamparo in area col mancino, cambia gioco, la tocca però e riparte il Lecco, Sipos, bravo, Lepore vuole ragionare, Lecco, bella la palla per Frigerio, un po' lunga, poi ancora Sipos, la fase di batti e ribatti, la palla viene alzata, poi prova a mettere ordine Galli, poi ancora Battistini che rilancia, a cercare sempre Sipos, ma c'è Leverb che non trova però compagni, in un secondo momento addirittura della morte che deve giocare a questo è un aspetto, un atteggiamento importante secondo me. L'aggressività che diceva Volpe c'è. E poi bisogna vedere ovviamente a livello fisico quanto ne abbiamo, perché comunque stiamo facendo un discorso di calcio anche molto dispendioso. Quindi eccolo qua, questo è Tordini forse che le porta via la palla. Ottimo l'inizio di partita di Tordini. Comunque Vicenza imbrigliato da questo pressing del Lecco, Tordini, Galeandro lotta nel cuore dell'area, alla meglio però il Vicenza, l'ultimo tocco proprio di Galeandro. Non gli concediamo nulla, tu hai visto anche questo recupero di Galeandro proprio alla fine della serie, comunque vengo per cercare di portare cioè sembra strano vedere il Lecco che fino a 3 settimane fa aveva un atteggiamento totalmente diverso, in realtà devo dire che è l'atteggiamento giusto per una squadra che... Cos'è? Che rimessa battuto? Che è Critta? Sì. Non ho mai visto, gli è sfuggita la palla sì, e abbiamo perso la rimessa. Vabbè, succede anche questo. Dai. Bene, comunque devo dire che io sono contento di come abbiamo iniziato il primo quarto d'ora, 17 minuti della partita e l'atteggiamento giusto per andare a giocare comunque contro una big, quindi ci sta. Assolutamente, ricordiamoci che con una vittoria il Lecco andrebbe a 3 punti dal secondo posto occupato proprio dal Vicenza, quindi potrebbe accorciare tanto. Volpe davanti alla panchina che dà indicazioni ai suoi, è bello cattivo, tignoso, Volpe in panchina, poi ce lo faremo raccontare da Matteo alla fine del primo tempo, però sembra insomma avere quella verve che ci vuole anche. Vicenza ora sulla destra con Zonta, lo scambio e poi interviene Ionita che prova a far correre Tordini a campo davanti a sé. Tordini può partire, preferisce ragionare, girarsi, il tocco all'indietro sbagliato, ma c'è fallo sul numero 21 blu celeste, tra i più mobili il fallo di Zonta, e allora noi andiamo in pubblicità. Chi va alla ricerca della purezza, chi va d'accordo con il pianeta,
Chi va oltre il solito fondente? Chi va al cuore del cacao? Vanini, nel cuore del cacao. Rieccoci in diretta, lancio lungo per Sipos che però non viene sfruttato. Non è successo naturalmente nulla durante questa pausa pubblicitaria. Un Lecco che ha iniziato bene, come stavamo dicendo, questa partita molto molto bene, e sta un po' imbrigliando il Vicenza, che forse non pensava, Herman, di trovare questo Lecco. Senz'altro, se ha visto le prime partite del Lecco ha detto per noi è una passeggiata, mentre si sta confermando io lo chiamerei nuovo Lecco, anche se nuovo non è, nel senso proprio un nuovo atteggiamento proprio dei giocatori, perché la classe comunque c'è. Assolutamente. Cross dentro, il colpo di testa fuori di Zamparo, che ci ha provato con questo cross rivediamo, dalla destra di Zonta, colpo di testa fuori misura, però attenzione, si fa rivedere anche sulle palle alte il Vicenza, che è assolutamente temibile su questa situazione di gioco, e al 20° andiamo ad annotare anche questa. Ecco, io volevo rispondere a Walter Maggioni. Walter, noi siamo in latenza, una trasmissione internet è sempre un pelo indietro, ma il discorso è che noi stiamo comunque guardando la partita sulla Rai, quindi da questo aspetto probabilmente che è il tempo che ci mette internet per essere... Ecco, allora, quest'altro ammonizione il giocatore il 30 del Vicenza. Sì, Zamparo è il primo a finire sul quindi, taccuino. Grazie Walter, quindi mi sa che se dovesse, non dico niente per scaramanzia, se dovessimo segnare te ne accorgi prima te, grazie. Ok. Sì. Però se dovesse segnare il Vicenza possiamo rimediare, perché ce lo dite prima e noi correggiamo. Esatto, bravo. 20 secondi dopo. Quindi mi raccomando, Walter, collegati via satellite con noi. Allora Ricky, va benissimo anche un pareggio. Sì, però vediamo un pochino, dai. Mi sa che Galli gliela restituisce dopo. No, invece va avanti il Lecco, bello l'1-2, attenzione, un po' in ritardo, prova allora a ripartire, a sfruttare il break il Vicenza sulla destra, Zonta cerca il taglio ancora di Zamparo che si allarga tantissimo e trova però una rimessa laterale, mentre si è visto poco della morte per adesso tra i giocatori del reparto, diciamo, più offensivo del Vicenza. Leverb lancia lungo dalla difesa sulla destra, Zonta all'indietro, trova Della Latta col mancino, interviene Frigerio, prova a far ripartire subito i suoi, Sipos Ionita, 1-2, poi Frigerio che ha un varco centralmente, può spingere Frigerio, attenzione alle spalle, Lepore va incontro a questo pallone, cosa fai? Corta, però qua deve andare incontro Lepore, se l'ha aspettato un po'. E Ionita ci ha messo lì, tac. Mette una pezza, Walter non spoilerare, sì grazie. Qui Lepore deve andare un po' incontro, cosa fa? Perché gigioneggia così? Non ho capito, ha avuto un attimo di tentennamento. Sì, ma anche perché comunque ha visto che la palla era un po' lenta, era un po'... Frigerio doveva velocizzarla un pochino con la palla. Però mi è piaciuto proprio come siamo usciti... Col fraseggio anche. Sì. Ci stiamo provando a giocare anche bene in queste due partite con Volpe, devo dire che ti hanno ascoltato. Sembra che controlla meglio la palla rispetto alle prime partite. Anche se sempre un pochino sporco, perché costretto a venire molto indietro a giocare quei palloni, fa un po' faticare. Poi ha delle belle trovate anche. Poi sono 3 gol comunque per adesso. Lepore ancora sbaglia un passaggio, deve un attimino darsi una svegliata perché si è un po' addormentato Lepore in questo frangente di partita. Dopo un ottimo inizio, sottolineiamolo. È comunque rimessa per il Lecco, no? Dicevo di Sipos che sono 3 gol già in campionato, contrariamente alle nostre attese si sta confermando comunque un uomo che vede la porta anche, oltre al lavoro sporco che fa, e quindi benvengano i gol di Sipos. Cambio di gioco a sinistra per Critta che ha un po' di campo davanti a sé, prova a mettere in moto le sue lunghe leve, colpo di tacco per Ionita che si muove tanto da un versante all'altro del campo, ma è quello che deve fare Ionita, no? Sì. Quindi ancora Lepore questa palla così per Zeliak. Io l'ho visto con la Gioni, era sulla sinistra
il primo tempo. Allora, ha fatto l'intervento, il tempo che qualche secondo me lo sono trovato praticamente all'ingresso degli spogliatoi, quindi è una persona, cioè, a livello fisico probabilmente non ha mai avuto anche incidenti in carriera, ma Chi questo dice Sipos? no, di Ionita, Ionita. però poi è un giocatore che ti può giocare anche lui fino a 40 anni, perché comunque poi nel momento in cui ha un calo fisico ma c'ha un'intelligenza e sa stare in campo. Assolutamente. Allora, non è a livello di occasioni non è successo tantissimo fino adesso, si gioca un po' molto a centrocampo, però è una partita gradevole tutto sommato perché i ritmi sono buoni. Sì, non è affatto inferiore a questa squadra del Lecco così. No, assolutamente. Intanto c'è fallo commesso qua da Tordini. Costa lancia a lungo su Rauti, attenzione perché sicuramente è il giocatore più pericoloso in questo primo tempo del Vicenza. Anche il portiere l'ha rinviata bene, bravo. Tordini, bravo, splendida la rasoiata per cambiare gioco Dai. su Galeandro a destra, Sipos in mezzo, Galeandro deve accentrarsi, alla palla sul mancino, la mette dentro, Frigerio la liscia, Ionita può accomodarsela sul destro, costretto però ad allargare, poi Critta col piattone, Galeandro di testa, Sipos nel cuore dell'area, attorniato da giocatori biancorossi, poi il destro, fuori. C'era Frigerio da parte di lì. Destro di Galli, un po' strozzato. Sì. No, e poi non è nelle sue corde. Bellissimo. Esatto, non ha i piedi, però è lì che c'era. Sì, ha fatto bene comunque. Al 25esimo, occasione Lecco. Bisogna trovare un po' di più questi tiri da fuori, no? Sì, Dicevate voi prima. Sì, perché, sì. non è mai stata nell'ultimo anno, forse anche già l'anno scorso in Serie B, una caratteristica del Lecco, però già con la prima partita di Volpe siamo arrivati a calciare con Critta e altri. Li abbiamo, usiamoli questi tiratori, no? Cioè l'anno scorso proprio tiri pochissimi. Andavano proprio in area per fare qualcosa, sennò da fuori niente. Anche perché li abbiamo, io guardo la distinta di stasera, insomma, Galeandro è uno che può tirare da fuori, Ionita può tirare da fuori, Tordini può tirare da fuori, Frigerio, Lepore, Critta, li abbiamo. Galli ci ha provato, magari dicevi tu Ivan non è proprio il suo forte, però devi provare. Un paio di gol comunque nella sua esperienza ormai lunga nell'Ecco li ha messi da fuori. Magari viene fuori anche una palla sporca, magari una deviazione di un difensore. Sì. Costa prova a cercare una palla sporca il compagno, colpo di testa, poi Costa la rimette subito, ma esce il Lecco, Frigerio a destra, vicino all'out. Bravo. Lavora bene questo pallone per Lepore. Gioca un po' in surplus Lepore in questa fase di partita, non sappiamo perché, però finché va bene, finché non perde palla, va bene. Critta. Ora i ritmi si abbassano in questa fase, prima della mezz'ora, non c'è fretta, Critta sventaglia. Po' corto, ma riesce comunque ad arrivare a Lepore, forse anche Volpe qua che ha detto di rallentare un po' i ritmi, perché mi sembrano tutti un po'... prendendo fiato. Sì, perché mi sembrano tutti un pochino adesso voler rallentare volutamente il gioco. E allora possesso palla prolungato dell'Ecco, Tordini qui non è preciso nel passaggio su Ionita, ci riprova allora con Zamparo, un tocco sporco, Battistini può uscire in anticipo. Ci sono giocatori che ancora non si sono visti, tipo della morte Carraro nel Vicenza. Mister Vecchi inquadrato dalle telecamere in panchina. Sembra un po' preoccupato. Sicuramente non sta riuscendo, non sta vedendo il Vicenza che vorrebbe vedere lui, quello che fa la partita, che è abituato a fare la partita. E a questo punto andiamo attenzione, lancio lungo, Furlan deve uscire, la fa sua su Rauti. Andiamo in pubblicità. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR per Lecco e provincia GP Car. Concorrezzo strada provinciale 13, Monza Melso 70. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Sì. Attenzione perché siamo nel cuore dell'area, recupera palla su Zamparo Battistini che poi mette fuori, ma bravissimo qui Battistini in questa giocata difensiva, il vice capitano del Lecco, rimessa laterale, il colpo di testa in anticipo secco su Della Latta. Vicenza che ora prova a chiudere il Lecco nella propria metà campo, il lancio lungo di De Verb,
c'è un fuorigioco qua sul movimento a rientrare di non ho visto se Zamparo, sì, che per adesso non punge, è stato preferito a Morra dall'inizio. Morra, autore di 4 gol in questo campionato, in cui il Vicenza, lo ricordiamo, è secondo in classifica, alle spalle del Padova. In questo momento con il pareggio sarebbe a -9. Vicenza che ha segnato 16 gol subendone 7, e le prime 3, anzi le prime 4 hanno una difesa. Se andiamo a vedere, Padova ha subito solo 5 gol, Vicenza 7, Feralpi 6 e Alcione 9, di cui uno dal Lecco mercoledì scorso. Il Lecco sono 14 già i gol subiti, c'è una differenza abbastanza netta con tutte le altre a livello difensivo. Il lancio in verticale per trovare Rauti, che va da Costa subito col mancino, il cross nel cuore dell'area, ottimo il colpo di testa di Ionita, e ancora una volta Ionita stesso che prova a lasciargli Tordini. Si possegga Leandro, cambio gioco proprio sull'11 blu celeste che la stoppa bene. Ora però si piazza la difesa del Vicenza, Galeandro in controtempo Ionita. Qui ha sbagliato Galeandro, non ha guardato bene. Era una bella azione. Assolutamente. Allora attenzione, perché c'è frattura dall'altra parte, subito il Vicenza prova a chiudere Giorgio Galli, e poi Galeandro stesso che va a recuperare il suo errore, che bravo, e a mettere il piede su Della Morte. Ecco, questi sono segnali importanti, che il giocatore dalla parte destra è arrivato alla parte sinistra, però nel nostro centrocampo, nella nostra area, quindi questo ti fa capire il sacrificio che stanno facendo tutti, perché mi stanno piacendo tutti stasera. Cross dentro, Tordini sulla linea del passaggio. Però facciamo fatica ora a ripartire perché c'è un po' di stanchezza, non lo so. Beh, abbiamo tenuto anche un ritmo alto dopo mezz'ora, però Lepore all'indietro, si ripiazza il Vicenza, ma il Lecco allora non ha fretta, preferisce stare lì. Si fanno sentire un po' anche le fatiche di tutte queste partite ravvicinate. Diciamo, poi sto ancora pensando che non più tardi di 10 giorni fa qualcuno diceva che non avevamo fatto il ritiro. Ecco, questo ti fa capire proprio com'è il calcio, perché poi sai, un po' di partite le abbiamo viste, un po' di allenatori li abbiamo sentiti parlare, però il discorso è che comunque la squadra non era col mister. Qua devono dirlo, infatti era questo il motivo. Non quagliavano. No, certo. Adesso quagliano parecchio, anzi sembrano 11 aquile. Sì. Diciamo che già la partita con l'Alcione ci aveva fatto capire abbastanza, con un atteggiamento profondamente diverso dalle partite precedenti, con Baldini in panchina. Arrivano le prime immagini del nostro Matteo da Vicenza, poi Fausto vi fa vedere qualcosa. Rauti recupera il pallone, Furlan para. L'errore di Zeliak, se non ho visto male. Poi ha fatto un fallo, adesso vorrei rivedere. Ma ha fischiato? No, però è stato, ho visto che ha alzato la bandierina del guardalinee. No, è Lepore che sbaglia qui, e Rauti va a calciare, ma Furlan bravo, esce quei 5-6 metri dalla porta e col corpo chiude lo specchio della porta a Rauti. Colpo di testa, poi lo stesso Lepore che allontana. Si gioca davanti all'area del Lecco, e poi Lepore la diagonale per chiudere, fa ripartire Galeandro a destra. Bravo. Galeandro è un 3 contro 4, si accentra, deve cambiare gioco bene su Tordini. Bravissimo. Vai Mattia ora che puoi inventare da lì. Ancora Galeandro, lo scambio tra i due, Tordini. Brutto il pallone per Lepore in controtempo, troppo lento. Peccato. Comunque Galeandro è un bellissimo giocatore. Sì. Diciamo che è una sorpresa, perché non ce lo aspettavamo comunque a questo livello, quantomeno. Anche perché poi riduce comunque da un infortunio importante che ha avuto a Gubbio, però devo dire che anche chi l'aveva portato a casa, acquistato l'anno scorso, mandato in prestito, aveva avuto fiuto, anche perché un'altra mossa giusta è quella di avergli fatto firmare un triennale, perché è un giocatore di prospettiva. Sì. Assolutamente, ricordiamo che comunque è giovane, perché Leandro è un classe 2000. Sì, comunque vabbè, 24 anni, quindi ha ancora degli ampi margini di crescita. È proprio lui che dà a Lepore vede in mezzo il cross per Tordini sul secondo palo, deve metterci i pugni. Bellissimo. E poi c'è fallo qua su Ionita, non viene fischiato.
Mamma mia che palla gli ha portato via. Recupera palla Critta e che poi viene affossato. Però deve ammonirlo. Però qua deve adesso, tirare fuori i cartellini, perché questo è un brutto fallo di Della Latta. Ma anche il fallo che gli ha fatto su Ionita prima, cioè non è neanche andato a vedere. Mamma mia che brutto. Sì. Prende palla, poi lo travolge. Certo, devi ammonirlo. Sono d'accordo. Carraro. Dai, questo qua è proprio un giallo. Tra l'altro la prima palla che tocca in questo match fondamentalmente Carraro fa fallo, ma viene graziato. Poi ci va a parlare il direttore di gara, che lo ricordiamo è Maxim Frasignac di Gallarate. Frasignac di Gallarate, tipico cognome gallaratese. 34esimo, Volpe da indicazioni Celentano. Lo so, allora, mi tiri fuori una perla, Herman. Allora, scena a cavallo. Ehi ragazzo, di dove sei? Del Texas? No, di Gallarate. Citazione dotta. Simpatico, ma scemo. Calcio di punizione per il Lecco con solita Critta Lepore. Vediamo chi va. Va Lepore con il destro. Il cross dentro, il colpo di testa di Sipos, ma non può dare forza e la controlla facilmente con Fente. Al 35esimo comunque un Lecco che aveva iniziato molto bene questo primo tempo con grande ritmo, poi ha abbassato un po' i giri del motore, ma sta comunque tenendo bene il campo. Poi Vicenza Ivan è un po' uscito, no, alla lunga, sì, giustamente, ma anche perché siamo calati un pelino noi, ma è abbastanza normale perché ha avuto comunque un inizio di gara importante. Però devo dire che la stiamo gestendo bene, a differenza di altre partite in trasferta. Devo dire che comunque sono tranquillo perché vedo comunque una squadra che fa la squadra, quindi questo è un aspetto secondo me fondamentale, con personalità. Esatto, e questo ti fa anche vivere la partita in maniera diversa, perché quando assistevi alle partite precedenti in trasferta dicevi ma ti aspettavi che da un momento all'altro di beccare il gol. Eh sì, mentre invece adesso guarda come siamo corti con le linee vicine, sì. Concediamo pochi spazi. Qui loro cambiano gioco a sinistra su Costa che punta, Lepore scontro tra 32, il pallone viene poi ribattuto da Zeliak, poi Galeandro, Lepore, giusto l'1-2 con Galeandro, ancora loro due, Lepore poi preferisce andare lungo da Sipos, colpo di testa ancora di Galeandro, un po' sporca questa azione, Frigerio prova a partire lui, larghissimo, poi fallo di Della Latta, con un po' di mestiere poi qua Frigerio lo porta giù, è stato bravo, si prende il fallo. Ecco, sono tutte quelle cose che vedi che è una squadra mentalmente a posto, perché anche la furbizia in alcuni casi va studiata prima, quindi diciamo che Volpe su questo nome insegnerà, sarà The Fox, e noi andiamo in pubblicità. Vai. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Arriva la munizione per Artur Ionita. Ma no! Che si fa male anche forse. Ginocchio. Attenzione perché si dispera Ionita per il ginocchio. Non mi piace l'espressione di Ionita. Perché è una botta, ora speriamo che sia un po' di sceneggiata perché ha preso il giallo magari, ma non sia grave. Sì, però che si scontra con Rauti, ginocchio contro ginocchio, allora dovrebbe fare male ma non dovrebbe essere in gergo una vecchia, sì. E invece in quello è bravo Vecchi, mister Vecchi, che insegna queste cose. C'è gioco fermo, quindi noi ci permettiamo, mentre Volpe catechizza Lepore. Cosa gli sta dicendo? Vediamo lì il labiale. Che gli starà spiegando Volpe qui a Lepore? Ma parlano da mezz'ora, non lo so.
Sì, anche perché poi a livello di età non dico che sono vicine, pochissima differenza. Volpe ha 42 anni, quindi 42 anni, con una quarantina quasi lepore ormai. Mucarol, la rima solita, entrerà, no, non è rima, entrerà di Gesù e batterà sicuramente della morte. Beh, dai, Ionita rientra bene. Può essere. Speriamo, di Gesù. Allora, bene nella penultima partita, male nell'ultima, perché i cambi comunque non hanno con l'Alcione impattato bene la gara. Vedremo poi invece nel secondo tempo, perché ci sarà bisogno, sicuramente si vede già adesso, di un po' di forze fresche. Colpo di testa all'indietro, Frigerio la rincorre, costretto a spazzarla la Ezza, a cercare Zamparo che lotta con Zeliak, calcioni, spintoni, si trattengono la maglia. Tutto concesso, va di esperienza Zeliak qui, poi Bravo, Frigerio bravo. molto dinamico in questo primo tempo, va a prendersi il palletto, però, anche questo. Ecco. Arriva il giallo. Sì, perché Non ho visto chi era. Meno male. Chiediamo a Fausto se ha visto di chi si tratta la munizione. Sandon, non Sandokan. Allora, il secondo ammonito dopo Zamparo nelle file loro, ma Ionita invece quello del Lecco. Qui Frigerio aveva recuperato un buon pallone. Rendimento di Frigerio proprio è da tutte le parti. Sì, partita da 7 pieno quella di stasera. Condivido. Per il buon Frigerio, 40° calcio di punizione. Diciamo che il Vicenza è rimasto imbrigliato questa sera comunque dall'Ecco di Volpe. È rientrato Ionita. E Ionita è rientrato, quindi niente di grave, per fortuna sua e nostra. Ottima la palla recuperata da Battistini, che poi lotta con Della Latta. Ionita si fida del suo ginocchio perché va in tackle. Lepore all'indietro, un pallone un po' complicato, si torna da Furlan perché c'è l'aggressività, l'aggressione dei giocatori del Vicenza. Critta non può giocare questo pallone a sinistra, anzi si trattava di Tordini. E allora ancora la squadra vicentina, dentro il pallone, Battistini salta, Zeliak salta in testa a un avversario, poi in tackle la mette fuori. Grande giocata difensiva del capitano del È molto di mestiere, Sì. Però ecco, su queste cose c'è. Vecchi continua anche lui a seguire con agitazione la partita. Lo vedo preoccupato. Preoccupati, sono venuti i capelli bianchi. Non li aveva prima della partita. Giancarlo, buona serata, Comasco, chi molla, Forzacchi. Ecco che il quarto uomo va a dirgli sta un po' calmo, mister Vecchi, perché è un po' troppo nervoso. Sì. Non so con chi ce l'ha lì, se... Con l'arbitro? Mentre ho visto, una curiosità mia, nella curva del Vicenza, un giocatore con i capelli lunghi del Vicenza disegnato. Non so se può essere il mitico Vendrame, che tu ti ricorderai. Vendrame oppure anche Filippi. Per adesso devo vederlo, ma probabilmente Vendrame. Sì. Sbaglia Lepore, però fortunatamente il tocco di testa un po' maldestro, ma deve allargarsi Costa che la mette dentro, l'anticipo, brivido nell'area dell'Ecco, ma il Vicenza è costretto ancora una volta a giocarla fuori, poi butta dentro sempre in area questi palloni. Attenzione, poi grande giocata difensiva di Critta, che recupera su Zonta. Giocata molto importante questa a livello difensivo. Ora il Vicenza prova a tenere in area l'Ecco, Furlan che svetta e va a prendere su Rauti il pallone coi guantoni. Beh, comunque nei miei ricordi da piccolo, Vendrame Vicenza Ezio Vendrame, no? e Zigoni per il Verona, quindi cose e Meroni del Torino. Bravo, sì. Diciamo, se vogliamo metterli nei fantasisti anche un po' sfortunati ovviamente come Meroni, ma di grande classe, genio e sregolatezza. Vendrame è proprio genio e sregolatezza puro, perché ci sono tanti aneddoti che lo riguardano. Ci prova il Vicenza a sinistra, bravo Lepore a intercettare il pallone che era diretto a Rauti da Costa. Esce bene il Lecco, lancia lungo su Sipos che deve, vediamo se riesce a servire. No, non ce la fa servire né Tordini né Galeandro, poi si schianta su un avversario che rimane a terra. E fa male prendersi Sipos sul petto, non è proprio piacevolissimo. Quindi capiamo qua il povero che è. E gli ha messo in convergenza lo sterno. Sì, non so se è Carraro o Della Latta, non ho visto bene. Attenzione, l'arbitro va da mister Vecchi. Mister, è l'ultima volta, non sarà più tollerata la protesta. Non lo so se la finisce la partita Vecchi. No.
Ma questo è la dimostrazione che, al di là che non ci sono stati falli eclatanti che secondo me non giustificano la cosa, e ti fa capire questo tipo di nervosismo il loro momento. Sì, figlio di un... Perché ripeto, non è che è andato un rigore, hanno fatto un'azione, se sul fallo che c'è stato, anche lì è stato ammonito Ionica ginocchio con ginocchio, vuol dire che non voleva fare un fallo, perché se ti tocchi col ginocchio, Ionica si è beccato la munizione, è stato zitto, in realtà... Quindi... sì, anche perché loro, attenzione, Costa, il mancino fuori Mamma mia, meno male che sì. ha sbagliato, qua c'era lo specchio. Sì, perché si è ritrovato questa palla quasi un po' fortuita, sì, perché la lisciano in due, entra in area col mancino, però prende il giro esterno, la palla finisce abbondantemente fuori. E allora sarà un minuto di recupero, ci informa Fausto dalla regia. In questo primo tempo che si avvia alla conclusione, ed è un Lecco che tiene e ha tenuto alla grande il campo al cospetto della seconda in classifica, a dimostrazione di una differenza che c'è soltanto a livello di punti, ma non nella sostanza. Lancio lungo, ancora Vicenza, ma la palla sfila direttamente in rimessa dal fondo quando mancano 20 secondi alla fine del tempo regolamentare. Poi ci saranno 60 secondi di extra time come indicato da Fausto. Qui Sandon che era sceso forte a destra. Furlan al rinvio, al rilancio. Questa partita che chiude la 13ª giornata di Serie C. Sono già andate 13 giornate, già tanto di questo campionato. Bene. I 2/3 del girone di andata fondamentalmente. Ionita, bello il pallone per Galeandro che va fino al fondo. Galeandro la mette dentro perché il pallone sta per uscire. Vediamo se c'è calcio d'angolo. Sì, no, rimessa dal fondo. Peccato. Tanto qui Laezza che va a dire qualcosa con Fente sul rilancio, su come far ripartire quest'ultima presumibilmente azione del primo tempo per il Vicenza. Galeandro molto molto mobile, buona la sua partita fino adesso. Eccezionale. Sì, un giocatore che comunque, e poi ti fa capire che non si limita a fare il tornante al suo ruolo, ma ripeto, più di una volta è andato a sacrificarsi e andare a recuperare palloni, quindi questo è un aspetto importante. L'Epore deve fermare l'azione di Zamparo, poi Battistini che rilancia e rinvia lungo. Qui probabilmente finisce il primo tempo. Un buon primo tempo del Lecco, ottimo primo tempo del Lecco se vogliamo, perché si sta giocando contro una squadra seconda in classifica, quindi io credo che sia davvero una bella prestazione questa della squadra di Volpe, anche se poi magari Volpe non sarà contento, perché lo sappiamo, abbiamo già capito che è un tecnico molto esigente, quello appena arrivato sulla panchina bluceleste. L'Ecco che poi ha un po' pagato la stanchezza negli ultimi 20 minuti, i primi 25 a tutta, poi i secondi 20 un po' più col freno a mano tirato, se vogliamo dir così. Tra poco sentiamo anche quelle che sono le sensazioni di Matteo mentre Rai Sport va a intervistare, se non sbaglio, Rauti del Vicenza, e non possiamo però sentire quello che gli sta dicendo Nicola Rauti al collega di Rai Sport, ma tra poco sentiremo il nostro Matteo, che comunque anche lui lì sul campo del Menti e ci darà le sue. Ottimo primo tempo, scrive Daniela. Sì, vittoria, stiamo giocando con buona personalità contro una grande. Volpe non potevano prendere ad agosto, lo sapevo. Matteo, ci senti? Sì. Ciao Teo, allora dicevamo ottimo primo tempo del Lecco, perché al cospetto della seconda in classifica ha tenuto il campo con grande personalità. Primi 20 minuti, 25 a tutta, anche dal punto di vista della pressione, dell'intensità, poi è andato un po' in gestione, si è visto abbastanza platealmente. Sì, grande partita anche questa dell'intensità, veramente totalmente in linea con la partita che abbiamo fatto solo pochi giorni fa. Cioè, l'intensità è stata quella lì. Chiaro, la differenza è che davanti alla squadra più portata a reggere l'urto su quelle credenziali qua, questa codifica di gara. Bella partita, sicuramente ritmi da categoria superiore, che in questo campionato si vedono
molte poche volte io credo che Sony senza Lecco avessero incontrato qualsiasi altro avversario al campionato, eccezione fatta per Padova e Ferrari-Salò, sarebbero in vantaggio contro tutti, veramente bella partita. Assolutamente, abbiamo visto tante soluzioni tra quelle che sta provando Volpe, questi cambi di gioco da una fascia all'altra che vedono sia Lepore da una parte, Critte, soprattutto Ionita che si sta muovendo tanto, protagonisti, anche Tordini che aveva iniziato bene la partita, poi è andato un po' incalando. Sì, è andato incalando perché poi anche loro hanno iniziato a spingere molto su quella fascia, sì. Zonta che ha iniziato a fare un po' la pressione, quindi l'ha costretto a stare basso. Per me vedere Tordini che gioca il calcio che ha giocato nei primi 25 minuti è come sempre uno spettacolo per gli occhi. L'apertura che ha fatto di esterno destro su Galeandro, sì, a tagliare il campo così, mamma mia, la vorrei rivedere. Lui ce l'ha quel colpo lì, come ce ne ha tanti altri, ma magari il Tordini fosse sempre questo, che è quello che abbiamo visto con il Cesena, col Foggia e compagnia, no? Quel giocatore che ci ricordavamo di avere in casa, fa tanta roba. Poi Ionita, il Lecco va al ritmo di Ionita, quando Ionita spinge tutto il Lecco spinge, l'abbiamo visto su quel contropiede che poi non si è concretizzato, ma la palla l'ha portata lui, totalmente lui, e quando lui ha detto gestiamo i ritmi, il Lecco gestisce i ritmi, ma è giusto che sia così, i leader in campo ci sono anche per queste cose qui, e lui è quello che ha più esperienza di tutti, anche più di Lepore nei campionati che contano, quindi giustamente si fa così e non ci si prendono le rischi. Ma anche Lepore, l'abbiamo visto Teo, cambiare marcia, scalare una marcia dalla mezz'ora in poi, parso abbastanza evidente anche in lui. Sì, probabilmente anche perché lui ha preso un paio di palle dietro, sopra la testa, dietro la schiena, ha fatto fatica con la palla con Rauti, probabilmente gli ha consigliato di gestire un po' di più la fase difensiva, perché è evidente che loro hanno le capacità per giocare in verticale. Io pensavo ci cercassero di aspettare un pochino di più, perché ha le capacità fisiche evidentemente per fare densità e reggere l'urto, invece sono presi anche abbastanza alte e sono ripartiti abbastanza verticalmente, ma bene o male lo spartito che hanno interpretato le due squadre è molto molto simile, sì. Hanno fatto entrambe allo stesso livello di ritmo, intensità, però Matteo, scusa, però non si aspettavano che noi andavamo a giocare in casa loro così, però sì, sicuramente loro hanno cercato di partire con un baricentro abbastanza alto e poi sono un po' abbassati per gestire con due linee abbastanza compatte davanti a Confente. Ci sono state due o tre, la situazione di Sipos che ha gestito benissimo il pallone nel traffico e ha scaricato per Galli, è stata potenzialmente un'ottima occasione, come loro hanno avuto quella con Rauti e quella finale con Costa, al quale io continuo a credere che il miglior antidoto per gestirla è guardarlo in faccia e gridargli finale playoff, e credo che si chiami fuori perché l'ha perso 2 di fila. Ovviamente la butto un po' sull'ironia, no, ci sta. Una partita di calcio, però è un ottimo giocatore, caratterialmente il Vicenza è lui. Assolutamente. Va bene Teo, grazie mille, allora ti lasciamo lì alla tua convivenza con il freddo del Menti e ti ritroviamo a fine partita. Sono abituato, ti sei scaldato prima te. Dimmi se non ha sentito cosa diceva l'allenatore Lepore. Mi chiede Herman se hai sentito cosa ha detto. A un certo punto c'è stato un conciliabolo molto lungo a bordo campo a gioco fermo tra Volpe e Lepore. Cosa gli diceva? Erano a 60 metri di distanza, se non ho capito male si riferivano a delle scalate difensive. Okay. Non ho capito. Può essere che magari quello che avete visto voi, quindi una posizione un po' più accorta, sì. dipenda anche da quel confronto. Sì, perché in un paio di occasioni precedenti si era anche un po' accentrato e aveva lasciato un po' sguarnito, no, diciamo, la sua area di competenza lì a destra, sì. Magari Volpe. Lui lo sapeva, un giocatore prettamente offensivo, però va bene, è anche un giocatore che si sa adattare a fare tutto, ha fatto anche il braccetto, voglio dire. Da fare letteralmente tutto. Assolutamente. Grazie Teo, ci sentiamo dopo. Ciao. E noi ci salutiamo per qualche minuto. Vi dico solo questo perché non si aspettavano Ivan, perché noi mandiamo ancora in giro i DVD della squadra di Baldini, sì. Quindi il Vicenza si aspetta un altro Lecco e invece non è quello. Pausa, poi torniamo per il secondo tempo.
Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni, il tuo partner per ogni esigenza. È nata la nuova app di Lecco Channel. Tutta la musica, le news e i video di LCN Sport da oggi sono sul tuo smartphone. Disponibile su Google Play e App Store. Lecco Channel. Scarica ora.
Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su Squadra e Società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra blu-celeste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Rieccoci qua per il secondo tempo di Vicenza-Lecco, che è cominciato da 6 secondi ed è subito il Lecco, il Vicenza che prova, ma il Lecco che recupera palla. Bisognerà far fronte sicuramente a una pressione maggiore anche del Vicenza, che andrà presumibilmente, il tacco esce Furlan in anticipo, andrà a cercare di chiudere un po' di più il Lecco nella propria metà campo. Vicenza che non si aspettava, abbiamo detto, probabilmente questo Lecco all'inizio. È stata una partita pari e patta, diciamolo, anzi forse la migliore occasione, vediamo le occasioni nel primo tempo quali sono state. Forse una delle migliori, il colpo di testa di Sipos fuori di poco all'inizio, e poi insomma quella di Rauti con Furlan in uscita a chiudere, uno pari se vogliamo nelle occasioni migliori. C'è un calcio di punizione perché c'è fallo su Tordini vicino al cerchio di centrocampo, non ci sono stati cambi all'intervallo. Ivan, chi ti aspetti che possa entrare per primo poi andando avanti con la partita del Lecco? Ma dipende, allora, al di là che secondo me gioca con questa impostazione ancora per 10 minuti, un quarto d'ora, potrebbe secondo me puntare, allora è normale che loro sono in una situazione dove comunque sono rimasti sorpresi come stiamo facendo. Se vuoi vincere la partita devi mettere dentro un'altra punta, però ripeto, a me piacerebbe vedere Zubrev e Sipos insieme, e magari Galeando che prende il posto di Tordini magari uscire, perché magari non riesce a reggere tutti i 90 minuti, quindi mi aspetterei il fatto di entrare, di mettere il polacco, però non so se fisicamente sta bene, però non ho visto che in allenamento non hanno detto niente anche durante le interviste prima del match, quindi potrei pensare a una cosa di questo tipo. Difesa ci stiamo comportando bene, centrocampo sta tenendo bene, vedo che comunque anche Frigerio sta tenendo anche un buon ritmo, quindi sicuramente cercherà. Attenzione al filtrante, deve uscire Furlan, coperto anche da Battistini, era venuto in area bene, palla al piede, fraseggiando nello stretto il Vicenza. No, poi i reparti sono tutti molto coesi, cioè infatti continuo anche a pensare a quello che ho detto durante il primo tempo, che oggi sta giocando bene la squadra, e questo è un aspetto che secondo me è fondamentale, perché comunque il collettivo funziona di fatto bene, quindi anche sui rimpalli siamo sempre portati a fare certe cose, e loro ripeto, non si aspettavano di trovare un Lecco così. Assolutamente. Ora Battistini allarga, ci ha provato Galli a sganciarsi, farsi vedere un po' più avanti rispetto alla solita posizione, magari vuole impostare palla e l'azione un po' più alto ora il Lecco. Ionita però sul pressing
asfissiante ora del Vicenza, è costretto a tornare da Furlan. Sì, si è incazzato con i suoi compagni davanti, perché non ha trovato passaggi facili. Sponde facili, certo. Ci prova ora il Vicenza che sta tenendo palla in questi primi 3 minuti, ma sbagliano, c'è calcio di punizione però in favore della formazione nel senso buono, dove c'è casino c'è Frigerio, a me piace, guardalo lì, eccolo lì, cosa ha fatto? Ha fermato il gioco. Anche perché in questo centrocampo è quello che deve correre un po' di più, andare a rompere le palle agli avversari, se vogliamo dire così. Sì, è così. Lo fa anche Ionita naturalmente. Galli aspetta perché ovviamente ha meno dinamismo rispetto a loro due. Per adesso è un centrocampo che funziona e nelle scelte ovviamente Ilari rimane fuori in questo momento. Sì. È il primo ricambio, no? In panchina probabilmente sarà il primo che entrerà. Però Galeandro prende un colpo nell'occhio da Costa, che ha anche da ridire. Rivediamo una sbracciata, gli mette la mano, le mani in faccia. Allora, buon primo tempo del Lecco, scrive Ricky, però la fascia destra Lepore Galeandro è da brividi in fase difensiva. Vittorio dici? Lepore è un po' in difficoltà, lo sappiamo, quando deve difendere. E anche perché poi loro hanno spinto tanto, come sottolineava Matteo nel corso dell'intervallo, lì a sinistra con Costa e Rauti che spesso andava in sovrapposizione, giocatore molto tecnico. L'arbitro dice recupererò al 49esimo, poi non si ricorda alla fine del 90esimo. Lancio lungo, magari se mette Billong e sposta avanti Lepore, no. Non lo so, dovrebbe passare forse a 3, ma non so se a questo punto Volpe ha lasciato intendere, capire che lui vorrebbe anche giocare a 3, ma per adesso il Lecco non ha mai giocato a 3, quindi dice vado avanti con la difesa 4. E io ho visto Billong all'opera quando è entrato con l'Alcione, e secondo me deve perdere anche ancora qualche chilo, perché comunque l'ho visto su un alleggerimento di una palla, l'ho visto anche un po' in difficoltà, ha una struttura fisica importante. Non è un giocatore, poi probabilmente sai, i ritmi del campionato là dalla Thailandia sono completamente, dove giocava sono diversi dai nostri, però devo dire che voglio vedere, anche se mi sembra che comunque è un giocatore che sia preso con la condizione di vedere, vediamo poi cosa succede a gennaio, perché secondo me deve perdere qualche chilo, proprio l'ho visto. Poi è un giocatore a gennaio dovrebbe rientrare Marrone comunque. Esatto, però bisogna anche poi capire le condizioni sue, perché è normale che Marrone dal punto di vista tattico è preziosissimo per noi. Sì, io credo che uno come Volpe non veda l'ora di avere Marrone in difesa. Calcio di punizione per il Vicenza, attenzione, da sinistra, siamo a 20 metri dalla porta, Costa, Rauti di testa, la grandissima parata di Furlan, che va a spolverare la traversa, si rimane lì perché la palla è ancora nei piedi dei giocatori di casa. Cross morbido, colpo di testa questa volta alto di Leverb, forse brividissimo. Le immagini qui vanno su della morte, ma non vediamo perché. C'è il cross, c'era una fotografazione prima che era più importante, eccolo qua, calcio di punizione, colpo di testa, si stacca bene e c'è la grandissima parata. È un Vicenza diverso però in questo secondo tempo. Certo, loro ovviamente cominciano a prendere le misure sul fatto che sicuramente loro devono cercare di fare il risultato e cercare di fare il bottino pieno, perché sennò poi il Padova, anche nel caso specifico di un pareggio, perdono 2 punti. Se si sbilanciano così però possiamo fare esatto, bravo, esatto, questo è il discorso, noi dobbiamo approfittare. Esatto. Assolutamente, ancora ora il Vicenza, però la palla è finita fuori. (53esimo). Vicenza che ha impattato bene questa ripresa, ci ha provato 2 volte in gioco aereo, perché anche su questo tipo di soluzione è molto pericolosa la squadra di Stefano Vecchi. Battistini viene attaccato, la mette fuori, ora un pochino in ambasce la difesa del Lecco. Dovrebbe essere stato entrambe le volte della Latta a colpire di testa, lui che non mi sembra propriamente un alto. Gli stiamo lasciando un po' l'iniziativa, però bisogna capire poi quando ripartiamo. Ecco no, è riuscito a recuperare la palla. Sì, ancora però Zeliak allontana, spazza via.
Eccolo qua. Bravo. Va a prendersi fallo Tordini. Vedi, questo io Tordini che fa questi tipi di cose non me lo ricordo da un po' di tempo, e questo è molto positivo. Vediamo poi quanto ne avrà, perché l'altra volta è stato uno dei primi a essere sostituito, ma io credo che oggi possa giocare qualche minuto in più Tordini, perché è ammonito della morte, infatti. Perché possa essere un giocatore importante, sono già 3 gli ammoniti loro, comunque ci mettono il piede, grinta ce lo mettono. Beh, gli ha fatto anche un fallo perché l'aveva gabbato dal dietro, è stato bravo, però bene vedere Tordini così. Volpe si agita, dà indicazioni sulle scalate, come diceva Matteo, sui movimenti suoi. Bello partecipe l'allenatore in questa partita. Si riparte con Furlan, poi Zeliak viene attaccato da 3 giocatori. Guarda che pressing che c'è dei giocatori del Vicenza per uscire dal pressing. Fausto dice: andiamo in pubblicità. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Lecco in attacco, Galli apre sulla destra per Galeandro. Galeandro prova la conclusione, viene contratto, ci sarà. Costa riesce con un guizzo ad evitare l'angolo. Vuole un fallo di mano, Galeandro lo chiede, il guardalinea ha segnalato qualcosa, c'è praticamente calcio di punizione per il Lecco. Sì, fallo di mano volontario, qua dovrebbe esserci il giallo per Costa, certo. però. Non è ammonito. Gliel'ha dato il giallo Fausto? No? Ecco, lo vedi anche da quelle cose qua che non sono belli sereni. Vecchi si è calmato, perché lo vediamo più, forse gli piace ovviamente l'inizio di ripresa dei suoi, no? Più convincente del primo tempo, si è un po' calmato. È un corner cortissimo quello dell'Ecco, perché praticamente dalla bandierina, anche se chi è che lo batte? Va adesso Tordini. L'Ecco che ha dovuto iniziare con la grande parata di Furlan, questa ripresa sul colpo di testa di Della Latta. Ora però può usufruire di un calcio d'angolo praticamente, vediamo se Tordini scodella, sono saliti, lo schema Galeandro, la conclusione Murata, poi con il mancino lo stesso Galeandro, Murata 2 volte, Lepore apre per Critta col mancino, Costa allontana di testa, fa buona guardia, attenzione non devono ripartire, Lepore guadagna dai che nostra, dai che ce la possiamo fare, su. Rimessa laterale, va a batterla ancora Lepore. Vediamo se va, no, corta ancora Frigerio, sbagliano, dentro però per Galeandro lo trovano, viene trattenuto in aria, non c'è fallo. No, dai. Qui trattenuto in maniera piuttosto plateale Galeandro. Simpatico ma scemo. Sì, parafrasando quello che dicevamo poco fa, insomma qualche minuto fa, tifosi del Lecco inquadrati dalla Rai, perché non lo fanno rivedere a rallenti? Sì. Una trattenuta piuttosto evidente. Mamma mia, Ionita, va. Corre per 2 questa sera Ionita. Qui fallo di Critta piuttosto evidente su Della Morte, di tattico proprio. Sì, spezza l'azione del Vicenza. Carraro, Vecchi si lamenta con la panchina del Lecco qua, secondo me. Ho sentito dire che forse un domani mettono, come nella pallavolo, la possibilità che i mister chiedono di visionare il VAR. Sì.
Oddio, ho sentito parlare. Non se ne esce più, però dopo diventa già così. No, questo mi sarebbe piaciuto sì. vederlo. Cioè, se ero io il mister, dicevo, mi fai vedere. Lancio lungo, il cambio di gioco su Della Morte a destra. Deve allargarsi il giocatore del Vicenza, il 99 biancorosso, che poi la lascia la Etta, bella l'azione difensiva di Tordini, che poi va a prendersi già il fallo e a comandare il giallo anche alla Etta. La Ezza, scusate. Continua Vecchi a fare il teatro del cinema muto. E sono 4 già gli ammoniti nelle file del Vicenza, anche Giuliano Laezza ora. Ma la giocata di Tordini, ragazzi, ora che bravo. Sì. Poi va a prendersi la manata. Comunque. Sì, dai, ci sta, giallo. Vincenzo, forza Lecco, salutiamo anche lui. Intanto prima sostituzione, fine del Vicenza. Chi esce? O no? No. Sembrava stesse le Verb stesse andando vicino alla panchina, cioè vicino all'uscita del campo, ma invece no. È stato ammonito ancora? Forse un giocatore del Lecco. No, un mister, no. Non lo so, non abbiamo capito chi è stato ammonito ora. È stato ammonito Vecchi dalla panchina. Ah, ammonito Vecchi. Dai. Tordini. E gliel'aveva promesso. La sovrapposizione, lascia la palla a Ionita, il cross. Poi Tordini con destra la deviazione. Torna indietro la palla. Sembrava andare avanti. Anche io ho avuto l'impressione che tra l'altro la si è anche coordinato effetto bene. ottico, sembrava andare avanti, invece tornava indietro la palla. Peccato. Qui spintarella di Leverba Tordini, che è un po' una zanzara, gli sta dando fastidio Tordini stasera ai difensori del Vicenza. Ci arriva il dato degli spettatori. Sembravano pochi, probabilmente perché non vediamo di qua. 8.796, non vediamo la tribuna, giustamente, di cui 261 ospiti, però rimarchiamo che sono i più belli. Tra l'altro loro hanno una quota abbonati 7.219 su 8.796. Dentro il pallone, la gran giocata difensiva del Lecco con Battistini. Poi viene travolto Tordini ancora una volta. Questo è sempre lui, quell'altro lì che va là, fa il teatro, sempre questo qua, il 23. Che è già ammonito adesso, ricordiamo. Sì. L'ha fatto volare, lo spinge anche, con le mani si appoggia e anche da dire. E gli cammina sopra. Sì. Però che bravo Tordini stasera, ragazzi. Sì, no. Io l'ho visto già dei segnali di risveglio contro il Feralpi e devo dire che... Perché nel pieno del gioco, nel vivo del gioco. Sì. Tutto quello che sta facendo il Lecco. Poi è un giocatore che comunque i colpi sono nelle sue corde, quindi secondo me è proprio un discorso anche mentale e di cominciare a pensare di essere un professionista, perché è un giocatore che sicuramente ho sempre visto in prospettiva importante, anche da categoria superiore. Recuperiamo palla, Battistini attaccato alle spalle da Zamparo, deve andare da Furlan, che può giocarla però con una certa disinvoltura. Allora Zeliak. Giriamo palla, non troviamo Sipos, che è un po' più fuori dal gioco in questa ripresa. Cosa legnano? Altro fallaccio di Costa Picchiano su Galeandro. Sono molto nervosi, anche il capitano che si rivolge così. Ha ammonito anche Costa. Sì, ha ammonito anche lui. Sono 6 con Vecchi gli ammoniti alle fine del Vicenza. Ragazzi, che entrata che l'ha fatto. Sì. Non la finiscono in 11 se va avanti così loro. Questo qua si è mangiato un gol prima. Sì, è vero. Noi dobbiamo continuare così. Sì. Si riparte col giro palla tra i difensori. Del Lecco. E ora c'è invece a terra Zamparo. Ora gioco molto frastagliato, mentre nella curva del Vicenza si accendono dei fumogeni. La porta, dietro alla porta di Furlan. Calcio di punizione per il Vicenza, sarà Costa a batterlo. È andato a terra Zamparo. Attenzione. Della Morte sul pallone.
andrà a scodellare nel cuore dell'area dove ci sono tantissimi maglie blu celesti che cercano di prendere subito gli uomini vicentini. Attenzione, perché hanno dimostrato sui calci da fermo di essere molto pericolosi. Colpo di testa da allontanare, vediamo chi arriva. Leverb, la palla sul mancino, prova ad andare fino in fondo, crossa, deviazione, se la cava Lecco. Tordini a campo, potrebbe anche partire, ma preferisce temporeggiare, poi alleggerisce direttamente. Sì, qui poteva giocare un po' meglio Tordini, forse ha avuto un po' paura, non ha visto compagni liberi. Esatto, visto, preferito alleggerire. Ha cercato una scorciatoia. Sì. Battistini, ottimo l'anticipo. Tordini la mette giù, il dribbling, c'è fallo su di lui, l'ennesimo alla partita. La spina nel fianco. Sì. Ci vediamo un break veloce e torniamo subito. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL e in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR per Lecco e provincia GP Car. Concorrezzo strada provinciale 13, Monza Melso 70. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Ecco che concede un po' più di metri ora, ma poi il Vicenza è costretto sempre a tornare indietro. Siamo al 65esimo e per adesso non si vedono occasioni da gol. Sipos, giocata difensiva 2 volte, poi però Leverb, poi ancora batti e ribatti, Della Morte, deviato, fuori di poco. Deviazione che stava per spiazzare Furlan. Stiamo al 64esimo. Rivediamo, Della Morte va a calciare a deviazione di Zeliak. Calcio d'angolo per il Vicenza. Il cross di Costa, colpo di testa, la palla che cosa fuori la mano a lamenta. fare? Ma pianta, dai fare il teatro. Pensate che questi qua sono convinti perché sono davanti a 8.000 persone che di fare quelle cose che fanno. Infatti anche l'arbitro si è messo a ridere. Ma dai, per piacere. Rivediamo. Colpo di testa di Zamparo. Ma sono siamo tutti e due. Sì, si trattengono con Frigerio. Occhio perché stiamo tanto ammonito Furlan per proteste. No, perché forse perde tempo. Ah, per perdere tempo. Ma scusa, adesso c'era calcio d'angolo ancora però, no? Sì. Come è fatto allora? Infatti non capisco questa. Rigore. Ah, ma ha dato il rigore quindi? Sì, rigore. Ma come ha fatto? Ha dato il rigore? Come ha dato il rigore? Sì. Non ce ne eravamo accorti, ma ha dato rigore per questa trattenuta di Frigerio. Ma non esiste proprio. Al 66esimo, allora rigore. Ma sembra che si tiravano la maglia. Noi non ce ne eravamo accorti perché non abbiamo sentito, visto la... No, ma poi era sul calcio d'angolo. Vabbè, Zamparo contro Furlan. E la palla finisce a Treviso. Bene. Ci pensa Zamparo a riportare sulla terra, nello spazio la palla, ma sulla terra. Tirato proprio veramente male. La farina del diavolo va in crusca. Sì, proprio il caso di dirlo. Simpatico ma scemo. Allora, guarda qua, va di potenza col mancino Zamparo, dritto per dritto, palla che va. Certo. Rugby si gioca a palla. Rugby, bravo, sì. Veneto è terra di rugby, però non quell'arbitro lì è veramente uno spettacolo. Adesso vediamo se subisce il contraccolpo psicologico. Sì, perché comunque sono molto nervosi loro. Qualsiasi cosa succede, vanno a parlare con l'arbitro, a rompere le palle, quindi significa che probabilmente stanno soffrendo quel momento qua e noi dobbiamo approfittarne. Dobbiamo essere nella situazione di trovarci anche al limite dell'area e tirare in porta, perché vedo cose che possono alla fine venire buone a noi. Lepore prepara il pennello. Lepore sulla punizione. Da lì un po' pretenzioso però. Il rigore, Zamparo.
Calcio di punizione di Lepore, Tordini, uno schema sul secondo palo. Non ci arriva Battistini addirittura, se non ho visto male, si era inserito. L'idea era bella, però. Tutto molto difficile da realizzare. Vecchi finge una tranquillità che dopo il rigore sbagliato. Io mi ricordo proprio l'intervista quando ha vinto con la Trizium qui a Lecco, e nel senso sportivo ho imparato anche a odiarlo perché mi sta anche un po' sulle palle. Quindi spero che di fine partita di prenderci una bella soddisfazione, perché è tutta partita che scassa i maroni. Allora Enrico da casa, Gennaro dentro gente fresca, suggerimento per Volpe, qualcosa bisogna cambiare a 70esimo. Diamo un consiglio a Fox perché adesso siamo un po' stanchini. Sì. Eccolo qua. Sbagliano Tordini, vai Mattia, inventa qualcosa, ma c'è poco accompagnamento ora. Tordini ne fa fuori uno, si accentra per Frigerio che però si era fermato. Non è più lucido perché attenzione al break del Vicenza con velocità. Ora la palla arriva a Zamparo sfida Battistini che gliela porta via, evitiamo anche il calcio d'angolo. Che chiusura Matteo Battistini. Bene, ce la caviamo così. Vecchi si sta mangiando la lingua. Forza. Rivediamo. Bella salmistrata, poi se fai qualche chilometro mangi anche il baccalà con le cipolle. Non può dire nulla perché non può dire nulla, deve masticare la lingua. Che chiusura Battistini, ragazzi. Che chiusura Battistini. E a Zamparo per adesso questo è fallo, però era tirato giù. No, niente. È un po' fuori dal gioco in questa ripresa Sipos, perché stanno facendo fatica ad arrivarci dalle sue parti. Ecco, allora piuttosto se sta bene mettiamo dentro il polacco, che è uno che non si disdegna mai dalla lotta. Eccolo qui. È un po' naif questo arbitro. Sì, di gallarate. È naif. Beh, comunque 70esimo potremmo anche cercare di cambiare qualcosa anche noi per dare magari. Sì, perché adesso stiamo facendo veramente molta fatica. Tordini non ce la fa più. Perché? Però 70 minuti in cui ha corso. Sì, ma infatti c'è un cambio anche nel Vicenza comunque, perché entrerà Morra, credo. Ecco, guarda, viene il polacco e Beghetto e Zuberek e Ilari, triplice cambio, dice. Sì. Allora esce Sipos. Lo toglie per Zuberek ci sta. Poi metterà al posto di Tordini Ilari che gioca in avanti. Allora Galli, no, posto di Galli. No, però era meglio, come dicevi te prima, se li lasciava insieme. Ilari Galli e Beghetto, forse Tordini? No, penso Galli. Allora Galli per Ilari e Beghetto secondo me per Tordini, così a naso. Può darsi. Sì. Quindi andiamo a rimpolpare un po' la fascia lì a sinistra con Beghetto. Ilari va a fare il play davanti alla difesa, credo, perché ci scrivono da Padova. Intanto fuori Zamparo e dentro abbiamo detto Morra. Da Padova fanno tifo per noi, ho visto sulla chat e grazie anche perché comunque stiamo tenendo il campo bene, quindi possiamo anche sperare abbiamo ancora 20 minuti, forza, dai. C'è una piccola pausa per noi, torniamo subito. Chi va alla ricerca della purezza? Chi va d'accordo con il pianeta? Chi va oltre il solito fondente? Chi va al cuore del cacao? Vanini, nel cuore del cacao. Vediamo se i cambi ora daranno una scossa al Lecco. Qui la prima palla toccata da Zuberek è una fetecchia di testa che finisce fuori. Le indicazioni però di Volpe ai suoi, che vuole un finale di partita sicuramente diverso da questi primi 25 minuti della ripresa, che sono stati un po' più di sofferenza, Erman, rispetto al primo tempo. Sì, hanno cercato di reagire quelli del Vicenza, ma comunque è un bel Lecco. Mamma mia, Ionita, interviene su tutte le palle, contrasta, è molto aggressivo comunque il Lecco. Recuperiamo bene palla, dietro comunque stiamo tenendo, abbiamo sofferto un po' soltanto su situazioni o di palla inattiva o sulle palle alte. Zuberek recupera il pallone, deve darla a Galeandro non taglia, Zuberek gliela dà male, poteva essere
un'occasione potenzialmente molto pericolosa questa. Ora distanze nettamente più larghe e lunghe le squadre, ci prova Della Latta che la mette giù centralmente, ha uno spazio per la Ezza, apre a destra dove c'è Della Morte si accentra, vorrebbe la palla sul mancino per andare a calciare, cerca di non dargliela facile Beghetto e ci riesce, perché poi la conclusione di Della Morte finisce al cimitero direttamente, all'aldilà, nell'aldilà. Dietro in curva, nella curva del Menti dei tifosi del Vicenza, al 29esimo, mentre Fausto fa stretching in regia perché sente anche lui la tensione di questo finale di partita. No, si stava addormentando in realtà. Allora, lancio lungo, Zuber ancora deve farsi sentire, non coi falli così, però deve farsi sentire, deve far sentire la presenza del centravanti e tenere palla e provare a metterla giù per gli inserimenti dei compagni, ma non ci sta riuscendo. Alberto da Padova, ecco quello che dicevi tu Ivan, stiamo tifando per voi, obiettivamente vi facciamo i complimenti, intanto c'è rimessa in zona d'attacco, no, è per il Lecco la rimessa, questo Lecco ci sembra frizzante in forma fisicamente, il più quotato Vicenza non sta meritando nulla, anzi è una partita da pareggio, però fondamentalmente fino adesso mi pare di poter dire senza grossi patemi. Palla ora buttata un po' davanti sulla tre quarti, la perdiamo. Le palle così. Critta non riesce a chiudere, Della Morte si fa vedere il compagno, poi Morra appena entrato è fresco, prova il mancino, viene ribattuto il pallone da un onnipresente Zeliak. Siamo un attimo in difficoltà. E adesso siamo in difficoltà. Dobbiamo cercare di tenere palla, c'è fallo e allora rimane in zona d'attacco il Vicenza, che butterà dentro il pallone, fallo di Galeandro. Volpe se la ridacchia sotto i baffi, insomma, non mi sembrava tanto un fallo questo, però. No, 75esimo, Costa, capitano del Vicenza, che andrà a metterla in area e allora sarà un'altra palla su cui dovremo soffrire. Certo che Billon però non sarà in forma, ma su queste palle potrebbe dare una grossa mano. Sì. La punizione lunga, Furlan non si fida, la smanaccia, poi Ionita va a contrarre la conclusione. Il numero 4 Carraro che riapre a sinistra Della Latta. Dobbiamo cercare di uscire, ecco, no, calma però. Qua non riusciamo a tenere più il pallone, lo buttiamo sempre un po' via. Poi Zeliak, bravo. Adesso deve ragionare, deve cercare un compagno libero, c'è anche punizione. Zeliak dice: ma perché non dai il vantaggio? E in effetti dagli torto. Strana questa decisione del gallaratese Frasignac. No, è tipico di Gallarate. A Gallarate sono tutti Frasignac, cioè proprio. Dicono che il CEPO venga da Cardano al campo. Sono tutti parenti, sono. Greco entrerà nelle file del Freddy Greco. Hanno dei attenzione, Galeandro entra in area, Costa però lo sovrasta. Ora fisicamente ne hanno di più loro, molte, molto di più. No, hanno anche dei bei nomi, perché Freddy Greco è bello come nome. Freddy Greco mi piace, sembra un cantautore degli anni 70, no? Freddy Greco, ce l'hai l'album di Freddy Greco? Sì. Intanto c'è una sostituzione perché entrerà lui ed esce la Ezza. Bel nome d'arte, Sì, Greco. Allora si riprenderà con rimessa laterale affidata a Lepore, cerca un compagno libero, vediamo se lo trova, lo scambio con Ilari che tocca così di fatto il suo primo pallone, poi Greco di testa, poi Zuberek anticipato, allora proprio Greco, e ora fase un po' sporca di gioco, ma è sempre possesso per i padroni di casa. Leverb apre a sinistra, però col piede che ha Creta io lo vedrei più avanti, non riesco a capire. È un po' abbottonato stasera, forse perché comunque ma sai cosa? Dalle sue parti sta spingendo molto Della Morte e secondo me si sacrifica. Deve marcarlo. Della Morte, proprio lui che si scadella dentro colpo di testa, poi Frigerio
in 2 tempi. Vediamo se serve Galeandro. No, perché c'è lo stesso della morte che va. Palla è sempre in piedi, viene ora messa giù da Costa che appoggia per Della Morte, che si trova ora a svariare sul lato opposto. Attenzione a Greco, poi il guizzo, Furlan, vogliono un fallo di mano. Ma cosa alzi le mani? Che hanno anche scato fallo su Furlan. Ma certo. Ha preso un colpo forte in testa Furlan. Rivediamo. Sì, fallo di Rauti che gli frana addosso. L'arbitro fa segno recupererò e sta studiando cosa fare Volpe. C'è una sorta di cooling break, Gioco ancora fermo perché Furlan è a terra. Dimmi Erman. Doveva lasciarlo Sipos, non avrei messo Ilari, lasciato dentro Sipos insieme a Zidane. Probabilmente era proprio tirato male, era un po' stanco probabilmente. Anche perché io ho visto comunque il caso specifico, a parte il suo discorso Torino, ha fatto cambi di pari ruolo, quindi vuol dire che l'assetto non è andato a modificarlo. Certo che dovremmo avere anche la fortuna, se li aspettiamo un attimo, di ripartire con un contropiede e cercare di mettere a posto così, che potrebbe anche capitare, però ormai mancano anche 10 minuti, poi ci sarà penso qualche minuto anche in più di recupero. Si rialza Furlan, 80°, 10 minuti al termine più recupero che sarà robusto, presumibilmente. Molto cercato dalle telecamere Mister Volpe. Abbiamo dato il dato del, scusate, gioco di parole, degli spettatori, sono quasi 9.000, 8.726. Ionita un po' sparito anche lui, ma un po' tutto il Lecco ora è in difficoltà dal punto di vista del fiato, delle gambe, la stanchezza. Poi si giocherà ancora sabato, lo ricordiamo, in casa con la Virtus Verona, e quindi sarà sicuramente alle 17:30 un'altra partita tosta. Andiamo in pubblicità, dice Fausto, poi torniamo. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Calcio d'angolo per il Lecco, che ci ha provato ad andare in avanti dopo parecchio tempo in questa ripresa. Ripresa di sofferenza. Critta lascia Lepore e si stacca sotto le bandiere del Lecco, lo spicchio di supporto ai blucelesti. Critta con il Beghetto con il mancino, lasciato anche Lepore a Beghetto, lungo sul secondo palo, viene trattenuto, il giocatore del Lecco, non c'è nulla. Sì, però non ha protestato. No. Prova a ripartire, ma Ionita chiude tutto il Vicenza, che guadagna però la rimessa laterale. Ora siamo veramente fiacchi, bisogna cercare di portare a termine questo 0-0 a questo punto, perché diventa difficile cercare di fare un colpo gobbo. Non mi sembra ci siano le possibilità. L'Ecco veramente molto molto stanco. Della Morte apre, poi Rauti, la palla che gira a sinistra per l'onnipresente Costa, il cross dentro, Ilario a svettare lui, poi attenzione perché c'è rasoterra, il gol del Vicenza che infila l'angolino. Infila l'angolino Carraro.
all'83esimo. Non lo meritavamo. No, assolutamente no. Carraro dal limite dell'area. Adesso voglio vedere chi c'era un play, chi poteva andargli incontro, perché comunque ha agito un po' indisturbato, se voglio rivederlo. Sta palla vagante su cui si è avventato Carraro, che trova l'angolino incolpevole, penso di poter dire Furlan, perché la vede partire all'ultimo, si tuffa, ma la palla è molto angolata. Allora colpo di testa di Ilari ad allontanare, e Zuberek non esce nessuno, Zuberek non indietreggia, non scala, era rimasto lui ultimo uomo, ha il tempo di stopparla e poi con il destro di infilare l'angolino Carraro. Sembra che non è che tirato forte, No. Però una calciata precisa. Sì. Furlan non la può vedere perché davanti a tantissimi uomini, può liberare la sua gioia e la rabbia. Peccato. Vecchi. Dai, proviamoci, fa niente, andiamo avanti. Non me l'aspettavo. No. Assolutamente no. Certo, è un Vicenza che è cresciuto molto in questa ripresa e ha messo in difficoltà comunque il Lecco, no? Complessivamente. Il Lecco che però ha pagato tanto la stanchezza. Vediamo se riusciamo. Dai, Ilari, a creare quantomeno una situazione possibile per il pareggio. Ionita, Ilari, dentro per Zuberek che la deve tenere ma non ne sta tenendo uno. Ionita entra in area, Ionita apre per Beghetto il cross, attenzione Frigeri, anticipa il portiere ma la palla rimane lì, viene allontanata. Subito reazione del Lecco. Zeliak però all'indietro per Lepore. Dai ragazzi che si può provare questa tanto ormai adesso risalita, cioè perdere 2-0, pareggiare è meglio rischiare di sì. Perderla così 2-0 ma cercare di segnare, ma provarci. Entra anche nelle file del Vicenza il cambio, Talarico per Della Morte. Talarico che è un esterno, e anche Rolfini per Rauti. Si rigioca tutti i cambi Mister Vecchi, mentre invece Volpe ha usato solo uno slot con 3 cambi in una volta sola. La rimessa affidata a Beghetto al minuto 86. Dai Lecco che deve provare a crederci per recuperare questa partita che si è complicata decisamente. Frigerio subisce forse fallo ma c'è vantaggio. Galeandro, Guizza in mezzo a 2, poi viene tirato giù. Fallaccio su Lepore da parte di Greco. Comunque io trovo sbagliato far giocare Lepore così tanto, cioè dovrebbe farlo giocare di meno. Sono d'accordo, probabilmente doveva, però non so, Volpe 70 minuti, 60. Ha fatto solo quei 3 cambi tutti di botto, per il resto è andato avanti così, ma per mantenerlo comunque in forma, perché comunque è un elemento importante, cioè piuttosto che sostituire, che ne so, come Galli, così, cioè, poteva giocare. Attenzione Galeandro, porta palla lui, apre a sinistra dove c'è Beghetto che deve metterla subito dentro il colpo di testa. Galeandro se la ritrova lì, ma poi viene anticipato. Che sfiga, non meritiamo di comunque abbiamo creato molte più occasioni noi. Sì, non meritiamo. Allora, nella ripresa comunque abbiamo sofferto. Sì, ma anche come l'azione è sembrato un punto del secondo tempo dove a livello fisico siamo un po' calati, infatti però dobbiamo un po' cominciato a scendere verso solo che l'Alcione ti dava la sensazione che non avrebbe mai segnato, mentre il Vicenza ogni palla buttata in area ha un potenziale, perché poi ripeto è un episodio. Comunque ho notato sia nella precedente partita e questa c'è stato un calo proprio subito dopo il cambio. Sì,
subito dopo i cambi. Sì. Sì, anche oggi i cambi non hanno portato al momento. Anche magari piuttosto di cambiare tutti insieme così, magari uno per volta, magari potrebbe essere, cioè perché cambi 2 o 3 giocatori con Zuberek, fallaccio su di lui, calcio di punizione già battuto da magari Ionita. spiazzi gli altri. All'89esimo, dai, un minuto più recupero, che sarà di 5-6 minuti sicuramente. Lepore per Ilari, 1-2, ancora il 32 che la mette dentro. Bella. Poi Ionita si avventa su questo pallone, è un'acrobazia molto difficile, Però fuori, abbondantemente fuori. ci sta. Poteva vabbè. Rimessa dal fondo di Confente, che cerca un compagno, ma c'è gioco fermo, 89esimo. Ora aspettiamo di capire anche quella che sarà la segnalazione, mentre è arrivato il rigore di Zampa. Con tutte le occasioni che abbiamo creato non abbiamo proprio l'uomo, cioè, capito, la punta cattiva, certo, è la differenza che anche si quella. muove in area sentendo. Allora, diciamo che sia Sipos che Zuberek hanno fatto fatica, perché non sono riusciti a fare il tipo di gioco che probabilmente si aspetterebbe il mister, secondo me. Però perché la squadra ha creato veramente tanto. No, poi ti ho detto. No, soprattutto il primo tempo. Il primo tempo l'hai giocato assolutamente alla pari. Sulle conclusioni che Dai. Ci prova ora il Lecco con generosità e con rabbia a far fallo Battistini, che si era sganciato dalla difesa. 1-0 per il Vicenza fino adesso. Il gol di Carraro che decide per ora. Eccolo il cambio, un po' tardivo, dentro Rocco per Frigeri. Col partitone che ha fatto, cioè Rocco non è una bella mossa. Cinque minuti di recupero. Vicenza che ora ci prova ancora. Sulla destra si lotta con grande animo, colpo di testa di Zuberek, ora prova a uscire il Lecco, spazzata! Pensa te la buttano in tribuna. La palla di Leverbe su Rocco, che va subito a ringhiare Leverbe su Rocco, che prende un colpo, il primo pallone toccato. Leverbe che ha spazzato il pallone in tribuna senza troppi complimenti. Sì, Rocco va a dargli una spintarella e poi prende una manata. Rimessa battuta male, ora siamo un po' in confusione anche in questo generoso recupero, ma non riusciamo più a... Galeandro commette fallo. Ma dai, ma che fallo di filcato. Un po' di frustrazione anche qui, Sì. Perché vediamo sfuggire un possibile risultato positivo e quindi Lecco un po' in difficoltà. Una secchiata d'acqua fredda questa. Con una partita così non meritavamo veramente. Almeno il pareggio lo meritavamo. Ancora i veneti nel cuore dell'area, attenzione perché prova, ma però la palla è uscita direttamente. Dai. Zonta. Ora il gioco è fermo. Con Mister Vecchi che si sbraccia.
Se ne sono andati già 3 dei 5 di recupero, e questo secondo Lecco di Volpe non demerita come prestazione complessivamente, ma sta incassando invece la sconfitta. Ma non è ancora finita, vediamo se riusciamo in questi ultimi secondi di partita a portarci davanti. Attenzione a Greco, poi il recupero di Battistini, poi Galeandro, ancora su Greco, di mestiere Galeandro, di fisico. Dai. Ilari, dai, vediamo se c'è la possibilità. La sventagliata su Beghetto, probabilmente no, non gli arriva. C'è colpo di testa. Io di un giocatore che è entrato fresco non Poi mi Ilari, aspetto no. una cosa così, cioè deve essere preciso. Sì. Zeliak. Ultimo minuto, Lepore lancia lungo, però sempre la palla a disposizione del Vicenza che allontana. Attenzione ora alla frattura, Morra vuole il pallone, un 3 contro 2, Zeliak, che intervento clamoroso sul pallone, e poi va addirittura lui a prendere la palla e a giocarla. Dai, che grande capitano. Si sono allungate le squadre, Molto dagli alla bene. Ionita che è la chiesta. Vediamo se riusciamo a creare un'ultima situazione di pericolo per la porta di Confente. È entrato anche Gunduz, ce lo siamo perso, ma è entrato anche Gunduz, che perde palla, la riconquista però Lepore. E ho visto 77, non è Gunduz? No, è Mendoza. Mendoza, scusate, Mendoza, mi sono perso io. Però non c'era... Non è? Ah, scusa, no, ho sbagliato io. Volevo dire Mendoza, ho detto Gunduz, no, lapsus mio. Ma non ci siamo accorti nemmeno nell'ingresso di Mendoza. Sì, vero. Anche la Rai poi è andato di quelle riprese perché è un cambio. Perché non l'ha mandato comunque. No. Quindi chi è uscito? Critta. Sì, è al 42esimo della ripresa. Purtroppo non ha mai toccato palla e quindi ce lo siamo persi. Quindi ha fatto doppio. No, prima di Rocco addirittura. Finito. Finisce qui, il Vicenza vince 1-0, peccato davvero. Però sono mancate troppe energie negli ultimi 30 minuti. Comunque mi sento di dire sconfitta immeritata. Sì. Pareggio era il risultato giusto. E come dice Max Pezzali, lo squadrone siamo noi, perché hanno comunque fatto una partita veramente lodevole i giocatori del Lecco stavolta. Questo gol è arrivato così un po' come un fulmine a cielo. Rispetto alla partita con l'Alcione, giustamente sono calate prima le energie, però va detto che loro non sono l'Alcione, quindi... Certo, però aver tenuto testa per quasi tutta la partita, aver creato più azioni rispetto a loro è notevole. No, assolutamente. Adesso Fausto ci connette con Matteo lasciamo un attimo di tempo magari, ma a Matteo per le sue foto, adesso andiamo a chiamarlo. Nel mentre vi chiedo già a voi, Ivan, è questo un piccolo passo indietro oppure è un passo in avanti del Lecco di Volpe? No, io lo considero un passo davanti, anche perché abbiamo avuto delle conferme e la cosa che interessa più me, a parte il risultato, è le conferme che abbiamo avuto in funzione anche della partita che abbiamo fatto con l'Alcione. Ho visto delle cose che sono anche migliorate, quindi ci sta da questo punto di vista. Peccato perché pareggio era sicuramente alla nostra portata, perché poi io non ho contato, a parte il rigore che poi è da vedere, ma delle occasioni limpide del Vicenza non ha praticamente avute. Su un errore, tra virgolette, non si è arrivati a marcare il che ha realizzato il gol perché era in uscita, però devo dire che ti lascia ben sperare, è necessario per mantenere, secondo me, un discorso anche di classifica corretta, pensare a fare subito i 3 punti sabato, questo di sicuro. Con la Virtus Verona assolutamente. Ti chiedo anche a te, Herman, se comunque ti ha soddisfatto questo Lecco stasera. Sì, a me tantissimo, condivido quello che ha detto lui ora, e ecco, ha creato molto poco il Vicenza, mentre il Lecco ha creato molto. Siamo stati un po' inconcludenti, tra virgolette, in area, però molto creativi e molto aggressivi, come sperava Volpe. Secondo me questa cosa denota senz'altro un miglioramento. C'è Matteo, ciao, beffa nel finale
Allora, va detto, a mio giudizio, le energie sono calate un po' troppo vistosamente nella ripresa, permettendo poi alla cifra fisica e tecnica del Vicenza di emergere alla lunga. Indubbiamente sì, è come è successo con l'Alcione, la partita si è un po' è cambiata niente, non è che un Lancione che abbiamo sofferto e presa all'interno, però anche lì c'era stato questo cambio abbastanza evidente di rendimento dal punto di vista fisico. Diciamo che finché abbiamo corso tanto e bene è stata partita pari, poi abbiamo fatto un po' di fatica. Il gol loro... bravo, volevo arrivare proprio lì. Poi loro pescano un po' il jolly con questo tiro da fuori di Carraro che Furlan non vede nemmeno partire. Però i cambi non hanno inciso. No, era molto angolato, anche se un po' sporco. I cambi non hanno inciso né con l'Alcione né oggi, tra l'altro. Ma su questo aspetto infatti batteva Baldini, alla fine poi non gli si poteva dar torto, su questo sicuramente no. E se ci batteva probabilmente un motivo c'era, ragazzi, in conto mettere Morra, mettere Greco, mettere compagnia, è un conto con tutto il rispetto e mettere i ragazzi di belle speranze, piuttosto che Beghetto che quest'anno sta facendo fatica a reggere l'impatto di determinate partite giocate per tutti. Con tutto il rispetto. Certo, no, assolutamente. Teo, secondo te comunque complessivamente questo è un piccolo passo avanti da un punto di vista della prestazione per il Lecco complessivamente? Sì, perché poi giustamente tu per 60 minuti la partita è stata veramente da pari e passa senza dubbio e senza che non era giocare su chi avrebbe dovuto prevalere tra le due. Poi sì, ma il 6 giorni, neanche 6 giorni, che sono arrivati martedì, non c'è modo di alzare la possibilità di questa squadra di avere un rendimento di un certo tipo per almeno 70 minuti con i titolari e portare Giorgio fuori a avere quel rendimento lì per l'ultima mezz'ora. Sarà un percorso tatto, però con questa presenza che gli devo dire, l'hanno impattata benissimo, non era facile, avevano retto l'Urso anche nel momento più difficile, passando da un rigore sbagliato loro, quindi senza merito su quell'aspetto lì, però era stato scollinato e poi arriva nel momento decisivo, c'è la giocata del giocatore forte, come Carraro è, e la decide lui. La giocata individuale, perché poi dal punto di vista della prestazione non era cambiato molto, perché a parte il rigore non è che loro avessero creato chissà che cosa, più che altro niente di sostanziale, si davano l'impressione di avere la giocata più loro che noi nelle gambe, questo sì, e che è quello che poi è stato, però non c'è stata tutta questa disparità di prestazione anche quando siamo calati. Assolutamente. Va bene Teo, grazie mille, allora ti lasciamo lì alle incombenze in sala stampa e poi buon rientro a Lecco. Grazie. Ciao, grazie. Ciao Teo. Siamo in chiusura, allora ringraziamo Ermanno Corti, grazie Erman, alla prossima. Grazie a voi per avermi invitato, ciao a tutti i vostri ascoltatori. Ciao anche a Ivan Alborghetti, grazie Ivan. Ciao e ci vediamo domani sera il Blu e il Celeste. Assolutamente, tra poco poi in tarda serata, tra la tarda serata e domani mattina anche il nostro approfondimento con After Match. Grazie anche a Fausto Riva in regia, ci vediamo sabato prossimo. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN